adesso parlate voi. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. E secondo me possiamo partire da questo messaggio perché giustamente ti fa capire, no? Ti fa capire il perché non l'ha messo prima, ti fa capire il livello di disperazione di questa squadra, cioè è chiaro, no? Se non fosse ancora chiaro a tutti, è chiaro che certi giocatori sono recuperati, tra virgolette, ma non sono in grado di giocare a calcio a certi livelli. È come averli, come considerarli ancora infortunati. E quell'immagine finale, insomma, dove Højlund riesce a mettere il pallone in mezzo e Lukaku non ha impatto con la palla, è proprio chi non ha poi ancora ritrovato confidenza con i tempi di gioco, con il campo, con la palla. Quindi ci sono molte immagini esemplificative, insomma, il culmine di questo periodo pazzesco con cui è impossibile fare i conti, cioè come fai? Come fai? Serviva veramente un miracolo, se mi sono bloccato subito. Ma veramente? Voi mi sentite, ma io sono bloccato. Benissimo. Vabbè. È un bel è un bel presidente. È un bel esempio questo, eh? Proprio così deve andare. Pure la cama, sei infortunato. Per fortuna mi sono infortunato bene, nel senso è una bella immagine. Giovane, tutto a posto, giovanotto. A maggior ragione in questo periodo, questa cosa qua non è proprio il caso. In America non me ne fate parlare proprio perché stiamo vivendo veramente attimi di terrore e guerriglia. Allora, troppo stanchi, Vale. Scott non ha fatto un passaggio che sia. Sì, lo so, Angela, è proprio quello il punto. Siamo arrivati al limite e abbiamo giocato, secondo me, altre partite al limite dove siamo riusciti a trovare delle energie anche mentali. Poi è una questione proprio fisica, fisiologica. Più di questo non riesci a fare. Anche cose semplici, passaggi elementari. Ehm, Oggi paga Juan Jesus con quel passaggio sbagliato che per il resto della stagione non ne aveva sbagliata mezza, ed è solo un esempio, insomma. Fai bene a citare McTominay, che è proprio zero, anche Lobotka ha sbagliato dei passaggi. Veramente complicata. C'è solo da applaudire i calciatori e basta che li riprendere e basta, li riprenderemo. Speriamo, amico mio, però sono molte squadre, mo. Cioè in questo momento oggi voi tifate Roma, tifate Milan o tifate pareggio? Perché io dico sempre che è meglio un pareggio perché perdono due punti entrambe, però sono un punto in più che guadagnano su di te a prescindere, e ad oggi io mi sento quasi così istintivamente, senza fare molti ragionamenti, che vincesse il Milan di modo che la Roma non ci sopravanza e manteniamo un pochino di caciara là in mezzo, perché la Juve si è riavvicinata, il Como a 3 punti e diventa veramente complicata la bagarre. Se non recuperi i giocatori, come fai a fare punti, a fare risultato? Diventa veramente difficile. Pure io sono convinto di questa cosa qua. Poi vediamo come ognuno di voi la vede. Però che andasse il Milan a rincorrere l'Inter perché oramai è irraggiungibile, e insomma noi vediamo se la Roma può staccare un po' la spina, se la Juve si inceppa. Ho visto una cosa di cui stavamo parlando sul gruppo Telegram, insomma, che Spalletti non dà la mano al team manager.
speranza che magari possa succedere qualcosina là nella confusione generale, però Spalletti l'ha ripresa la squadra, gli ha dato una struttura, un atteggiamento, non hanno fatto granché, onestamente, sì, il primo tempo molto meglio loro, poi si sono messi là ad attenderci senza grandi pretese, insomma, è la questione di non sembrare mai pericolosi. Io non ho mai avuto la sensazione che il Napoli stesse premendo, non ho manco visto l'attacco momentum, ma dovrebbe essere nullo, nel senso che c'abbiamo possesso palla, ma un possesso palla che nel secondo tempo non ti ha portato praticamente a nulla. Fammi vedere per sfizio, giusto graficamente come è proprio quello, insomma, lineette basse di possesso palla e poi loro nel finale molto meglio loro anche, quindi. Sono troppo demoralizzato, mi viene difficile parlare anche di obiettivi. Conte ha detto bene, bisogna navigare a vista. Aggiungerei sperando di non affondare. Io ancora non l'ho sentito Conte, qualche dichiarazione mi è arrivata, ma non l'ho ancora ascoltato. Vediamo se nei vocali qualcuno me l'ha girato, altrimenti sarà analisi anche di domani. Quando inizieremo a dare le colpe a Conte, solo perché si chiama così, non significa non criticarlo, soldi buttati, 200 infortuni e fuori dalla lotta a scudetto e Champions quasi fuori, schifo totale. Va bene, io non mi metterò a contestare nessuno dei vostri messaggi. Se voi volete individuare una colpa precisa, che una volta che è sistemata quella si risolvono tutti i problemi e andiamo lisci come l'olio, che sia Conte, che siano i preparatori atletici, che siano i medici, che siano i campi di Castelvolturno, che siano dei giocatori che fanno schifo, che sia la società, che sia l'atteggiamento di alcuni giocatori che dobbiamo essere sempre educatissimi, che siano gli arbitri, trovate la colpa che più vi piace e andate avanti con la vostra idea. Io credo che debba essere una commistione di tutto, perché oggi per esempio ancora altre cose non le ho capite, nonostante insomma l'emergenza si poteva fare anche a livello di scelte di uomini, cose diverse, però non lo so. Che sta succedendo? Sento rumori belli però. 5 abbonamenti. Chi è stato? Giovanni. Date un bacio a Giovanni che in una giornata di terapia di gruppo sicuramente decide di essere un tesoro e ricevono gli abbonamenti giftati Davide, Mirko, Angelo, poi anche nomi Davide e Mirko molto molto, come si dice, molto presenti, molto attivi, e Fros e Tobias. Quindi ragazzi, tutti quelli che ho nominato, che adesso vi trovate con le emoji che potete cliccare, avete il badge dell'abbonamento, scrivetemi sempre in privato sui mini social, io poi vi aggiungo al gruppo Telegram. Sono distrutto e non avrò grande energia oggi nella live. 1-0 dei Vinti, ma bene, ma per me bene. Ho visto un pochino il primo tempo, insomma a Roma, un sacco di occasioni, Milano così, e poi segna il Milan, così. Va bene. Quindi a tutti voi, gruppo Telegram per un mese, poi decidete se rinnovarlo o meno, se vi piace l'ambiente, vi piace l'ambiente? Se un ambiente sereno, un clima sereno, e ci facciamo tutta la nostra compagnia. Rete Milan, esatto, oggi ci vuole amore e dobbiamo farci passare la collera, c'è da soffrire quest'anno, c'è da non fare la fine del 2024, a mio avviso quest'anno si è provato a costruire una squadra e si è provato, sicuramente che si è provato, poi o non si è gestita bene o un pochino di sfiga, insomma si è dovuto cambiare le carte in tavola, infortunio dopo l'altro e per un periodo è andata anche bene perché non possiamo parlare che il modulo non funziona. Il modulo ha funzionato prima quello di prima, poi ha funzionato quello di dopo e hanno funzionato tutte le cose e ci siamo, almeno questa stagione ci ricorda che il modulo fino a un certo punto con gli stessi giocatori di oggi potevi fare anche il 4-3-3, però il 3-4-2-1 ti aveva dato delle soluzioni, ti aveva dato un pochino più eri più una cerniera più chiusa per la difesa.
ma quando ti mancano proprio le forze è veramente impossibile, veramente impossibile. È anche vero che per uscire da questa situazione qualcuno delle responsabilità deve pur prendersela. ADL per i soldi in mesi credo sia il meno responsabile. No, ma ADL in se stesso no, perché lui ha un budget e lo ha messo a disposizione, è andato anche oltre, dobbiamo dirlo, perché rendiamoci conto insomma del costo della rosa di quest'anno, le possibilità viste non avendo fatto le coppe l'anno scorso, il fatturato era inferiore, siamo andati leggermente oltre, il che ci ha portato anche a questo famoso blocco. Al massimo si può dire della Laurentiis questa storia che è stata paventata da Bellinazzo e da qualcun altro, cioè di fare come il Pisa, di rimettere soldi per sbloccare il mercato subito senza dover vendere prima Lang e Lucca per andare a prendere Giovane. I centrocampisti mancavano prima, a prescindere dall'infortunio poi grave di Neres. Con Giovane hai sostituito Neres, ma comunque hai costretto tutto, siamo al 25 gennaio, è finito il mercato. Hai comunque fatto fare tutto gennaio con tutte le cose a McTominay e Lobotka fino allo stremo delle forze. Non lo so se si poteva fare, se era impossibile farlo, se non si voleva fare, questo no. Però è uno dei meno responsabili sicuramente. Poi, per quanto riguarda la bontà del mercato, si dividessero le colpe Conte e Manna, perché ogni volta che si individua un grande colpo, bravo Manna o bravo Conte. Ogni volta che si individua un colpo non ideale, male Manna, male Conte, perché poi mi dovete dire chi fa il mercato, lo fa Manna o lo fa Conte? C'è sempre questa storia di chi vuole dare responsabilità. Nick, quante ne prendiamo col Chelsea? Che poi tra l'altro rendiamoci conto che cioè non è che è finita qua. Che questa è una finale, l'hai persa, ti riposi. Dopodomani praticamente, cioè il tempo di fare l'analisi, il tempo di fare la pre-Chelsea e siamo col Chelsea chiamati a un altro miracolo senza giocatori a disposizione. Cioè quando io faccio il video su Milinkovic Savic che mi arriva la spifferata che si era fatto male anche lui e poi in serata arriva la notizia pure di Mazzocchi e poi scopriamo che Marianucci e Ambrosino sono stati tirati fuori rosa perché poi hanno protestato col procuratore. Cioè, possiamo mai aggiungere merda sulla merda che già c'è? Sì, evidentemente sì. Con la famosa frase, peggio di così non può andare. Può andare sempre peggio. Può arrivare pure il momento che li devi mettere quelli della primavera. Non li porti in panchina. Li devi proprio schierare in campo. Giovanni, ti ringrazio tantissimo per la tua generosità. Oggi abbiamo perso con una Juve battibile, sono d'accordo. I gol li abbiamo regalati, Vergara bene ma troppo leggerino, Gutierrez a destra non mi convincerà mai. Sposo questo tuo messaggio al 100% perché non mi ha dato l'impressione la Juve di essere battibile. Quello che hanno fatto, e l'hanno fatto bene, è prestarci molto, molto alti, anche perché senza Savic la soluzione coi piedi di Meret è leggermente diversa. Quindi eravamo più portati noi a costruire dal basso, poi Meret anche ha dovuto forzare perché ti venivano a prendere alti e questo hanno fatto, niente di che. Poi tatticamente interessante la posizione di McKennie, Spalletti lo sta sfruttando bene e poi è McKennie che va a scompaginare tutto perché il primo gol viene con lui che si ritrova a sinistra e nelle varie scalate, perché ho letto un messaggio di qualcuno, nelle varie scalate finisce Juan Jesus a prenderlo là, scoprendo poi il centro, Buongiorno scala al centro e tutto viene traslato e si perdono un pochino le marcature, quindi Spalletti l'ha letta bene, al contrario dell'andata, dove non l'aveva letta bene, siamo stati bravi noi, però poi si sono messi là in attesa e noi non siamo stati mai pericolosi. Sono con te anche su Vergara perché ha tecnica, ha spunto sicuramente, però poi nel contrasto, anche nei contrasti regolari, c'è un contrasto che fa con Thuram prende il pallone, boom, e lui cade perché cade e cerca un fallo che non c'è, e quindi sì, molto bene, molto bellino. È bellino nell'accezione nuova del termine Vergara, che fa piacere, sicuramente ha delle potenzialità, però deve mettere proprio struttura, sia di persone, deve mettere minuti, di modo che ogni contrasto non è
non è visto come la fine del mondo e non lo so se anche fisicamente se può crescere un pochino di più. Si parlava dell'altezza, ma è proprio la leggerezza che si vede. E Gutierrez a destra niente, anche se un pochino meglio, onestamente, a tentare di fare quel lavoro alla Politano, un pochino meglio rispetto all'ultima partita. Qualche cross col destro l'ha messo, evidentemente gli è arrivata la voce che se giochi in quella zona di campo ogni tanto devi variare la giocata, però anche lì io non sono convinto che sia la scelta migliore. Per me lo mortifichi uno come Gutierrez che ha fatto tutta la sua vita a sinistra, entrando anche dentro al campo a sinistra, ed è uno che potrebbe arrivare sul fondo a mettere i cross, e invece entrambi a piede invertito. Spina sta malissimo, si vede che Spina non sta in forma. Allora hai perso la fascia sinistra perché Spina non ce la faceva, Elmas non era assolutamente in giornata, e a destra Di Lorenzo così e così, con un Gutierrez molto bloccato, non avevi assolutamente l'aiuto sulle fasce. McTominay, Lobot, veramente parva materia oggi, un po' tutti parva materia. Allora, quando siete bellini che ringraziate Giovanni per l'abbonamento, l'angolo tattico, ma perché dobbiamo costringere gli esterni? Di questo stavo parlando, quindi messaggio gemello, fotomontaggio con la stretta di mano di Spalletti a Conte. Ah, tu sei un tifoso avversario, però attento, che segue moltissimo, perché ti sei ricordato del fotomontaggio con Conte che insegue Spalletti, eccetera, eccetera. E una io e una tu, amico. Una io, perché ho vinto, avevo quel sogno, e quel sogno l'ho realizzato, e oggi realizzi tu il sogno di vedere Spalletti col tatuaggio del Napoli che ci batte e dà soddisfazione alla tua squadra. Sei molto attento, mi fa piacere. Ti faccio una domanda che fecero già a Guido nella scorsa live. Anno di costruzione per lanciare la sfida alla prossima stagione, ma stiamo costruendo realmente qualcosa? È una bella domanda, Francesco, che in questo momento non ha risposta, perché i gatti sembrano morti, e gli stessi gatti che sono questi giocatori che abbiamo in altre fasi del campionato sembravano gatti vivi, in grado di fare risultati, in grado di reggere l'urto contro un avversario. Ad oggi non sembriamo in grado di far nulla. E Højlund ha provato a fare la lotta con Bremer, che già di per sé, anche se sta in grandissima forma, può batterti, però ad oggi nessuno sembra in grado di reggere l'urto e di poter ricostruire qualcosa anche l'anno prossimo. La domanda che ci dobbiamo fare è sul mercato, cioè se questi giocatori poi magari cambi vocale SOS con profezia, e dopo lo sentiamo, dottor Varone, dopo lo sentiamo. Ho visto già che ci sono vocali lunghissimi e quindi li prendiamo. Grazie. E comunque, per quanto riguarda il mercato, le riflessioni sono queste, cioè nel senso, se rimane Conte è un conto, perché lui ha valutato dei giocatori anche che magari aveva chiesto lui. Oggi sembra una bocciatura per Beukema, perché se tu preferisci mettere Gutierrez là invece di mettere Beukema e Di Lorenzo più avanti, sì, magari sulla carta sei più offensivo, ma sulla carta, perché non hai messo Politano, hai messo Gutierrez, e comunque un terzino in difficoltà. Quindi la leggo come una bocciatura pesante per Beukema, bocciatura parziale credo anche per Olivera, se non parliamo anche di una questione di mercato, cioè se anche lui è messo in panchina perché c'è questa offerta del Nottingham Forest in ballo, però anche lì stai mettendo Spinazzola che era in dubbio, invece di mettere Gutierrez là non hai messo neanche Olivera, e poi quelli sono gli altri del mercato, insomma, Højlund. Poi Savic, io Savic lo considero gol della Roma. Ha dietro Pellegrini? Stagione sprecata, dai, poca roba tutti quanti oggettivamente. Rigore netto non assegnato, cambi mal gestiti da Conte dal primo giorno, infortuni sono colpa sua. Sul rigore netto voglio sì, nel senso che ci sono un paio di episodi grigi. Il primo è sicuramente sul gol loro di Lorenzo, a spinta la riceve, però lui si alza, non protesta ed è la solita storia, onestamente.
nel senso che lo sapete come la penso, ci sono state cose molto più gravi e molto più nette dove ci possiamo fare afferrare per pazzi. Questa è poca roba. Ritengo, mio parere personale, ritengo poca roba quello di Di Lorenzo e ritengo poca roba quello che riceve Vergara da Kalulu. Nella stessa azione, secondo me, rigore su Højlund di Bremer che lo stringe al collo e lo butta a terra. Secondo me quello è rigore. Non c'è dubbio. E la riflessione che faceva Francesco, sì, magari Di Lorenzo protestava e comunque niente succedeva, mentre Højlund è rimasto a terra, ha protestato e niente è successo, perché può essere anche questo. Però almeno lo sfizio di vedere un pochino di malizia, di vedere un pochino di attenzione, di concentrazione anche quella, nel senso, sono stato spinto, è arrivato un gol, vado a mettere il dubbio all'arbitro che magari non l'ha vista e vado a costringere il VAR almeno a controllarlo con più attenzione. Ti gira bene, al VAR decidono e prendono la decisione. Ti gira male, il gol l'hai subito, almeno provaci. Questa è una sensazione mia. Piccole frecciatine per chi è delle mie zone, juvernitani resuscitati, anche cartonati contenti per la Juve, è assurdo. Sentivo, vista la presenza di Thuram padre con Thuram fratello, lì, diceva è strano Thuram là, ma come l'interista, l'altro Thuram così, come fa a girare per lo stadio? E loro tifavano per la Juve oggi, cioè mi sembra evidente che stanno più dietro, quindi meglio una sconfitta della Juve, il Napoli lo hai fatto fuori, l'Inter sa che con questa sconfitta il Napoli saluta il treno, onestamente, e non dobbiamo nemmeno illuderci che poi io voglio rimanere attaccato il più possibile per non rischiare la Champions, questo sì. Però poi c'è da capire se la Juve riesce a fare una rincorsa e impensierire l'Inter oppure se toccherà al Milan fare lo sparring partner. Mi scrivete del rigore della Roma, quindi io sono arrivato già al gol di Pellegrini, quindi scattano tutti i messaggi. Comunque ci sono stati tra Vania, Milinkovic-Savic, Meret e Contini una roba come 4-5 infortuni e non penso che i portieri si allenano con Conte. È possibile più del 50% dei infortuni dipendono solo da preparazione. Devi fare una distinzione sugli infortuni, perché se c'è una frattura non è una questione di preparazione, là è sfortuna, una frattura, a meno che di base non parti con ossa fracete e tu dici là non è sfortuna, le ossa sono fracete, quindi se tu tiri si rompe, non tirare. E allora lì teniamo presente che sono degli atleti che fanno la giusta alimentazione, la giusta vita da atleti. Se ti fratturi un piede, si sposta una spalla e ti viene un'altra cosa, un dito, una mano, lì non è questione della preparazione, onestamente. È una questione di essere sfortunati. Se poi il problema è uno stiramento, dobbiamo capire quello che è successo a Savic, che parlano di stiramento. Lo stiramento, ecco là, può essere una questione che hai giocato magari mezzo infortunato, hai giocato magari su un affaticamento. Io un occhio sui campi lo terrei, visto che abbiamo visto dei campi con la sabbia dove non si vede manco l'erba. Alcuni mi hanno risposto, ma quante cazzate! Mi dispiace, questo è un canale ridicolo. Accettate che io ogni tanto mi faccio delle domande. Non do le risposte, però delle domande me le faccio. Però non si può dire che Conte ha sfruttato troppo, doveva sostituire Milinkovic-Savic troppe partite consecutive, perché i portieri hanno sempre giocato titolare senza problemi una partita dietro l'altra e dicono non è che fanno gli scatti in avanti, che si strappano i muscoli quando fanno degli scatti. Sotto questo punto di vista, al massimo su Milinkovic-Savic si può parlare di come calcia, forse tira troppo forte, che gli devono dire che deve tirare di meno. Là veramente non vi so dare una mano. Sulle poche proteste di Lorenzo credo sia un mood proprio del Napoli, perché anche Hamsik e Insigne erano timidi. Insigne molto meno. Quando c'era da protestare Insigne lo faceva. Hamsik sì, Hamsik era un altro che era molto ipercorretto sia col rapporto con gli arbitri sia con gli avversari, ce lo ricordiamo. Insigne un pochino l'ha alzata la voce quando poteva. Mi ricordo chi era, Massa, che lo espelse. Insegna un po' più sul pezzo sotto questo punto di vista, ma il mood del Napoli io lo condivido, nel senso che
una serie di giocatori che dovevano essere dei soccer criminals arrivano qua e diventano buonissimi, dolcissimi. Non c'è niente da fare. Sotto questo punto di vista non c'è proprio niente da fare. Oggi poco da dire, al momento... Ha già perso la pallina, aspetta, la pallina mi serve perché è un fidget spinner. È il momento che ricorda molto l'anno di Gattuso, la questione Neres di una gravità assoluta, se è vera la questione Giuffri, il capitano con che coraggio lo tiene ancora? Questa è pure un'altra bella domanda, perché poi ognuno si vede i fatti suoi, va giù. Mo ci siamo dimenticati che l'anno scorso Di Lorenzo era già stato praticamente venduto in direzione proprio Juventus e Conte bloccò sia lui che Kvar, disse no, si provate pure a chi sticca, noi decimi arriviamo. E invece sono arrivato io e devono fare quello che dico io, se hanno il contratto non esiste proprio, altrimenti me li metto in panchina. Però anche quella questione là mica ce la dimentichiamo, è successa. E quindi qua per esempio bisogna chiedere il perché, qua bisogna... Io i giornalisti li capisco, nel senso che leccano il culo in continuazione a questo personaggio, chiamandolo sempre per nome. Fate caso quando lo chiamano per nome, anche giornalisti che io stimo moltissimo, punti di riferimento miei, quando gli arriva la domanda su Giuffri, beh ma Mario, sai Mario... Quando parli per nome è che c'hai il rapporto personale di amicizia o perché ti dice qualche indiscrezione interna che i suoi assistiti gli riportano una cosa e quindi o perché ti garantisce l'intervista, perché sai che ti fa fare click, soldi eccetera eccetera. Hanno tutti un rapporto incredibilmente di inferiorità nei confronti di questo qua. I giornalisti è un conto, fanno il loro tornaconto, non ha importanza che sia una rovina per il Napoli questo personaggio o meno, ma il Napoli? Il Napoli non, è contento ancora di avere tutti i giocatori di questo qua che a ogni piè sospinto si fa venire un riscenziello e si mette a tuzzo. Perché il Napoli non decide di fare piazza pulita una volta tanto? No, c'è qualcosa che non sappiamo. C'è qualcosa che non ci possiamo spiegare senza fare illazioni e non ce lo spiegheremo mai, perché ancora c'ha proprio le mani in pasta, c'ha proprio i tentacoli dappertutto ed è veramente brutto sotto questo punto di vista. Allora, quindi esiste una versione ufficiale su Marianucci e Ambrosino, Antonio, non lo so qual è la versione ufficiale, quello che è arrivato anche in America è che sono stati messi fuori rosa perché loro hanno protestato con Giuffri che o che li devono vendere o che devono avere più minuti, e io credo che il Napoli lo abbia tenuto in mano, che c'erano le voci di cessione per entrambi, però visto che stai giocando a 3, si è fatto male pure Rachmani, Beuke ma non convince, Juan Jesus tieni Mkhitaryan, buongiorno in quelle condizioni, devi per forza avere un altro e aspetti. Ci venimmo pure a Marianucci, avrei fatto il pazzo io a vendere, non dico Ambrosino perché magari butti Lukaku in mezzo, hai venduto Lucca, butti Lukaku in mezzo, lo fai recuperare giocando dei minuti ogni tanto. Ma Marianucci non te lo puoi vendere, ma stiamo scherzando. L'hai comprato, sapevi tu Marianucci che venivi a fare la riserva della riserva, che te pensavo Marianucci di giocare titolare con Conte e ci avrà un pochino meglio, sarà un pochino meglio di Rafa Marin, ma che cosa abbiamo visto le volte in cui è stato chiamato in causa? Quindi è assurdo che si mettano sotto questo punto di vista. Perché non ho seguito e avrei voglia di pensare. No, Luigi, ti ripeto, negli ultimi giorni interviste a raffica, ne ha avuta una per ognuno. L'ultima è questa storia di Marianucci e Ambrosino, dove anche lì non c'è chiarezza, non ti so dire. Se glielo chiedono a Conte e Conte vuole rispondere, Conte ci risponde. Conferenze non ce ne sono. Se facciamo solo le conferenze post partita, ovviamente si fanno le due domande sulla partita. Come ti è sembrata la partita? Conte parla della partita. Grazie a tutti e ce ne am. E tutte le varie curiosità che ci farebbero capire un po' di più. La domanda su Gutierrez che gli poteva arrivare la partita scorsa e magari gli faceva riflettere. Magari è un'idea geniale che non ha funzionato. Ti è piaciuto Gutierrez? Sì, ho intravisto delle cose che può fare. Benissimo. Uno si mette l'anima in pace. Lo rivediamo. Ci è piaciuto Gutierrez?
ancora no. Però tutta una serie di cose, anche la domanda sulle responsabilità. Ogni tanto Conte, nell'essere forse anche troppo spontaneo, dice delle cose in maniera anche fin troppo sincera e ci fa capire delle cose. Poi a volte le sue dichiarazioni possono essere anche considerate semplicemente un modo per lui per sganciarsi dalle responsabilità. Non lo possiamo negare, perché è così. Se è colpa sempre degli altri e quando vinciamo è merito suo, questo è un modo che ha sempre avuto lui nella sua carriera. Però ultimamente l'abbiamo sentito anche dare molti meriti ai giocatori che stavano facendo il massimo, che stavano resistendo. Adesso è finita l'energia, non ce n'è più, e credo che i giocatori ci stiano anche provando, ma che non ci riescano. Non è questione più di volontà come quando fu il post Bologna. Visita Azzurro Fluido Coffee Page. La stagione è questa, Guido Gentile Docet. Bisogna fare tesoro e costruire per il prossimo quinquennio. Forza Napoli sempre. Grazie Filippo. Antonio. Conte, in campo Giovane, mai visto in allenamento. Me l'hanno girata sta cosa, questa dichiarazione. Dice: la prima volta nella mia carriera che metto un giocatore in campo senza averlo mai allenato, senza averlo mai visto. E ti fa capire un po' la situazione della disperazione, eccetera, eccetera. Poi io voglio considerare Lang infortunato, ok? L'abbiamo venduto infortunato, nel senso che prese quella botta pesante, e quindi voglio immaginare che per una partita come oggi non lo avevi nemmeno a disposizione, altrimenti sembra quasi farci del male da soli, perché tu già lo devi aver comprato, Giovane, quando vendi Lang. Non è che aspetti quei altri 2 o 3 giorni, vedi un po'. Perché nel frattempo almeno un allenamento lo poteva fare, e invece no. E quindi stiamo parlando di cosa stiamo parlando. Vorrei passare anche ai vocali, altrimenti facciamo notte. Grazie a tutti per i messaggi, lasciateli like, voglio. Non vi dimenticate, lo so che state belli caldi con la chat, che state facendo così, questa cosa di me. Lo conoscete il video, no? Il cane che mi ha fatto ridere, devo dire la verità, anche se incolpevolette. Non mi accanisco su Meret, perché non mi voglio accanire su Meret, però anche lì non è che ci è andata benissimo, probabilmente anche perché Meret non era al 100%. Io credo che anche questo sia una cosa da tenere presente. Se clicco qua, da tenere presente, probabilmente anche lui è stato buttato nella mischia per emergenza. Però andiamo. Buonasera a tutti, insomma, buonasera mica tanto. Partita sulla scia di Copenaghen, possiamo dire. Buona gestione, un po' troppo orizzontali, porte lenti, ma alla fine neanche hai meritato più di tanto. Primo tempo vai sotto per una giocata che Locatelli oggi si ricordava di saper giocare a pallone. E poi tieni sto possesso fino al 70esimo, no, 65esimo, fino all'ingresso di Giovane, insomma, quando Conte decide di cambiare, e l'unica cosa che stava funzionando durante la partita, che era la catena di destra, decidi di smembrarla, perché togli il centrale, togli l'esterno, togli scambi per gara e metti uno che palesemente ancora non conosce nessuno, cioè Gong e Vibes stasera, poi per carità ha fatto 20 minuti, Lukaku ancora non ha manco 20 minuti, e poi prendi il 2-0 perché errore proprio di concetto. Secondo me quella palla fosse stato Milinkovic, Juan Jesus ce l'avrebbe giocata, probabilmente non ti fidi del tuo portiere in quel momento e non gliela dai, e prima o poi lo capita anche l'errore di Juan Jesus e niente, e poi si va sullo insomma scatafascio, dopo il 2-0 si molla tutto. Non ci avevo pensato, Giuseppe, non ci avevo pensato, è sicuramente una possibilità. Così come io ho notato che a volte un passaggio semplice verso Gutierrez Lobotka ci pensa e non lo fa. L'ho notato nella partita precedente e l'ho notato oggi in alcune occasioni, perché tu c'hai anche il mancino sulla fascia che può fare la pallata improvvisa, la pallata che è di Politano, è nelle corde di un Gutierrez che gioca con quello stesso piede là. Però io vedo che Lobotka non gli viene immediato di passarla là, anche se è un passaggio semplice, fa una piroetta e la va dall'altra parte. Anche questo può essere che in quel microsecondo tu dici aspetta, ci rifletti un attimo e forzi un altro tipo di giocata. Per quanto riguarda la fascia destra, sì, però stava funzionando fino a un certo punto, non eravamo molto pericolosi.
ho capito la sostituzione di Elmas che stava più in difficoltà rispetto a Vergara, questo sì, però dovendo mettere Giovane nella posizione sua più comoda, quindi a destra, a quel punto hai perso pure Vergara, mettendo Beukem al posto di Gutierrez, spostando Di Lorenzo avanti, hai in qualche modo finito poi di attaccare, non c'era più niente, veramente non c'era più niente da fare, è stata una mazzata poi anche psicologica il secondo gol, che porta proprio a smettere di giocare. Prendiamo sempre un vocale e un messaggio, un vocale e un messaggio. E se fosse la fine dell'era Lotito De Laurentiis, non lo so, Lotito è in un momento nel prime proprio negativo, in questo momento, tutto quello che succede intorno alla Lazio mi fa benedire di avere De Laurentiis, onestamente, però si potrebbe allargare quella che è la riflessione sui presidenti, che poi sono presidenti vecchio stampo, con gestioni più familiari, vedi De Laurentiis, vedi Lotito, vedi Cairo, può essere che questi qua stanno avendo un po' più in difficoltà, possono andare in difficoltà nel calcio moderno che è fatto di decisioni imprenditoriali pesanti, gruppi che poi quando c'è da inserire delle cose possono mettere dei capitali freschi o almeno avere una compartecipazione, un po' come ha fatto l'Atalanta. Potrebbe essere complicato nel calcio dove stiamo, nella direzione che stiamo andando, rimanere con la gestione familiare. Si fa il possibile, ma poi questo è. Quando sarà passato questo gennaio e mercato infernale, questa è bella, ce la possiamo smezzare, Alfi, facciamo Alf, che tu dici il mercato invernale, perché il mercato invernale, ma diventa per noi il mercato infernale. Guarda che bella questa, eh? Dovremmo tornare a riflettere sulle strategie di crescita per la società, strategie di mercato, ma soprattutto strutture, fatturato e società. E senza dubbio. Ciao Valerio, appena finita. Oggi sarà la giornata delle colpe perché si parlerà sicuramente delle colpe. Già leggo tantissimi dalle colpe a Meret anche su cose che non erano colpa sua. Parliamo degli infortuni, le colpe sugli infortuni io penso che siano un po' a metà. Io penso che Conte prima di questa esperienza a Napoli sia stato in grandi club, Inter, Juve, Tottenham, Chelsea, che sicuramente avevano, diciamo, delle strutture mediche, un'organizzazione che gli permetteva magari di fare il tipo di lavoro che Conte fa, che forse qua a Napoli quest'anno non ha trovato, anche l'anno scorso. Quindi do la colpa a metà su questa cosa qui, perché anche è dovere della società trovare uno staff medico, diciamo, preparato. Mentre sulla gestione io do tante colpe a Conte. Io penso che Conte sia davvero limitato purtroppo da questo punto di vista. Vedere un Vergara in questa forma mi ha fatto pensare che forse nel passare col senno di poi, chiaro, è sempre facile, però penso che nei mesi passati avrebbe potuto far rifiatare tanta gente, così come penso Lang è uno che poteva essere inserito all'interno di questa squadra, come tanti, come Beukema, che comunque ha fatto fatica perché a volte di qua, a volte di là, un Gutierrez che ora viene usato a destra, si ostina con un Di Lorenzo Braccetto che poteva mettere avanti e sfruttare Beukema e mettere un Gutierrez a sinistra che faceva riposare uno Spinazzola. Però sai, sono discorsi proprio inutili, cioè secondo me si parlerà tanto di colpe, non c'è bisogno che lo faccio anch'io. No, ma sono però ragionamenti corretti, cioè non arriviamo a una risposta finale, nel senso, avesse fatto così sicuramente, perché non lo sappiamo, torniamo indietro, mettiamo Vergara, magari perdiamo pure il partito che abbiamo giù, non lo possiamo sapere questo, perché poi alcune partite le abbiamo vinte con questa gestione eccetera eccetera. Se poi la gestione ha portato ai vari infortuni, questo è un altro paio di maniche, e ognuno si è fatto la sua idea e non cambierà, e non mi metto qua a combattere per farvela cambiare, perché non ho, se avessi la certezza anche io che invece no, è solamente una questione di sfortuna, è solamente una questione di DNA di alcuni giocatori che si devono rompere per forza, se avessi questa certezza mi metterei a combattere pesante, invece non ce l'ho questa certezza, quindi ognuno resti con la sua idea. Però sono tutte riflessioni corrette che possono avere un senso. Non abbiamo la risposta finale, ma la riflessione è giusto farla. Non c'è dubbio. Sì, il 23 era di Gabbiadini, l'hanno molti chiamato in causa. Gabbiadini che aveva un grande sinistro. Olivera niente, Olivera è in panchina, si stava scaldando insieme agli altri. Si parla però di voci di mercato anche per lui che non so se hanno un'influenza sul giocare o no.
ma non è che non riusciamo a segnare perché Conte non riesce a sviluppare una vera manovra offensiva. I gol fino ad oggi sono venuti da giocate dei singoli oppure all'inizio dalle imbeccate di De Bruyne. No, perché quando il Napoli ha fatto tutti quei 2-0 consecutivi, il Napoli giocava bene, giocava a calcio. Come dice Trevisan, giocava a calcio e non potevano più dire niente perché avevamo trovato le misure, avevamo trovato degli automatismi che funzionavano. Però tenevi a Neres, tenevi a Højlund in grande forma, tenevi Elmas che stava crescendo in quella zona e ti stavi giocando Trapolitano, Spina dall'altra parte in forma, insomma stavi trovando una struttura che, se tu insisti con questa struttura che per un bel periodo ha funzionato, però levi una pedina di qua, levi una pedina di là, un altro ti viene meno dall'altra parte e quelli che restano vanno in overflow perché vanno in ultra utilizzo, è chiaro che le stesse cose che facendole con un po' più di velocità, anche gli scambi stretti ce le dobbiamo ricordare quelle azioni. Quella velocità non ce l'hai più, quella brillantezza non ce l'hai più, ti viene a mancare quindi la precisione. È un passaggio semplice che se lo fai in avanti l'azione si sviluppa fluida e se lo fai un po' più dietro dobbiamo tornare indietro, un tempo di gioco in più, si sistemano e non vai da nessuna parte. Questo è tutto secondo me. Valentina. Ciao Vale, ci proviamo, ci proviamo. Caldo, proviamo. intossicati, sicuramente che siamo intossicati, ma ci proviamo. Mi aggancio a questa gif che sta, ecco, che ha mandato adesso Brock su Meret. Ragazzi, io non me la sento proprio di prendermela con Meret perché per me non doveva proprio giocare. Perché onestamente se tu vuoi rischiare un giocatore che ha 3 allenamenti, che viene comunque da una serie di infortuni e di problemi, io con un giocatore in movimento lo faccio, ma col portiere a mezzo servizio secondo me sei pazzo. Quindi onestamente mettere Meret solamente perché, diciamo, non è Contini, io avrei messo un portiere più in forma, ma tralasciando questo, mi dispiace che sia stato JJ a fare quell'errore che fondamentalmente ha chiuso la partita, ma che onestamente non si sarebbe mai riaperta, perché che se ne dica, episodi, non episodi. Ti fermo perché sennò mi perdo le cose. Allora, sì, non lo so, onestamente. Mettere Contini con Meret recuperato avrebbe aperto un'altra polemica incredibile perché ce lo danno recuperato. Se i medici ci dicono perché esiste... Quello è uno spartiacque quando il medico va alla radio partner a parlare e dire certe cose. È uno spartiacque che noi dobbiamo tenere presente. Il medico dice quando il giocatore va in panchina è recuperato e può giocare a calcio. Se il medico ci ha detto Meret c'è una cosa di privacy che non voglio raccontare, ma in una settimana è recuperato, ti viene meno Milinkovic, Meret che si è fatto un allenamento o 2 gioca. E non è la prima volta che i portieri, anche se non stanno al massimo, vengono messi in campo, perché comunque non è uno che deve fare uno scatto, è uno che deve stare in porta e deve parare e non deve fare altro. Magari non avrà il lancio di Milinkovic-Savic, però di Contini si dice un gran bene, ma quante partite ha fatto col Napoli? Purtroppo. E quindi è la solita frase fatta che ci portiamo avanti così. È finita Roma-Milan 1-1. Teniamoci il fatto che hanno fatto un gol per ciascheduno, diciamo, però Roma ci ha agguantato, sono davanti perché hanno fatto una vittoria in più. E mi dicevi, Quindi, aspetta, fondamentalmente ha chiuso la partita, ma che onestamente non si sarebbe mai riaperta. non si sarebbe mai riaperta, questo sono d'accordo, nel senso che non davamo l'idea, l'impressione di essere pericolosi, stavamo là, cercavamo di tenere il campo, ma l'affondo poi decisivo non arrivava mai. Perché che se ne dica, episodi, non episodi, se tu non tiri, credo che il pallone da solo in porta non entri, credo. Quindi diciamo che purtroppo è vero che abbiamo fatto possesso, ma completamente sterile, perché purtroppo senza qualità non va da nessuna parte, perché non c'è nulla che ti dà un po' di imprevedibilità. Sicuramente Vergara qualcosa di buono l'ha fatto, ma io continuo a sostenere che sia un po' leggerino fisicamente, quindi sta sempre in terra. E detto questo, sinceramente è un peccato che sia stato JJ a fare quell'errore, perché adesso ci saranno tutte le scimmie pronte a tirare cacca su JJ, stavano aspettando solo questo. E niente, cioè, è difficile stasera, cioè è difficile già da un po', però stasera è più difficile del solito. Certo che, vabbè, è chiaro che le scimmie arriveranno, questo non c'è dubbio. JJ ho visto che ha fatto un post, insomma, dove si è preso la responsabilità della cosa, perché ha le spalle larghe, insomma, prendetevela con lui. E un po' quasi anche a fare da scudo al resto della squadra, da scudo forse anche all'allenatore. Se vogliamo si può andare proprio oltre, cioè nel senso si sta pigliando tutto il calcio Napoli sulle spalle con questa cosa. Però è chiaro che non è solo quello, perché quello che dici secondo me è corretto, sarebbe finita 1-0 magari senza quell'errore, cioè con noi che proviamo ma non andiamo mai
in affondo. Io che mi sono scritto che al 53esimo Spina non la passa a Højlund. Un amico mi ha scritto, Giancarlo mi pare, perché Di Lorenzo non la passa a Højlund. Bremer in figura, perché c'è stato un tiro ribattuto da Bremer in figura, poi c'è il gol di Ildiz, e poi c'è il gol di Ildiz, e poi c'è il gol di Kostic, e poi c'è il tiro di Lukaku che non tira. Questo è il secondo tempo. C'è un tiro di David parato e niente. Il primo tempo mi sono scritto poche idee, poche energie, perché ci sono le cose così. Locatelli, che c'è là, con Seisao, David, non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto proprio niente. È una cosa incredibile. Vincenzone, il tuo vocale, dove sta il tuo vocale? Stava prima di Meret. Ah, questo qua. Scetate guaglione ma la vita, che tu cosa sai che sta partita? Vedi? Ma scusate, non c'è fallo su un giocatore del Napoli che ha scalciato di testa? Calma, perché poi quando lasci scorrere il messaggio, il vocale, entrano vocali che in altre sezioni devono rimanere magari segreti. Però sì, Vincenzone, scusami, mi ero perso quella perla. Sono contento di averla recuperata. E dall'87-88 abbiamo una maledizione post scudetto. Però vedi, Mirko, tu dici bene perché la storia si ripete, eccetera, eccetera. Per questo sarebbe importante non perdere il contatto, anche se è un momento terribile, tremendo, con la speranza che, cominciando a recuperare qualche giocatore, tu riesci a, magari con un po' di discontinuità, no? Non riesci a fare i punti che hai fatto all'andata. Quanti ne abbiamo fatti? 39? No, perché già a Juventus, già non ci siamo, perché là avevamo vinto, adesso abbiamo perso, quindi già si abbassano i punti. Ne puoi fare 35, 34, devi comunque cercare di rientrare così, perché se almeno rientri nella Champions, io non parlerò di un'annata maledetta, disastrosa, fallimento assoluto, non voglio metterla in questi termini, voglio metterla a paragone con il post Spalletti, dove invece siamo crollati al 10° posto senza appello. Se invece riuscissimo a almeno rientrare in Champions, magari fai uno sforzo in Coppa Italia, se riescono a farlo, che ti porti appresso nel computo generale lo scudetto l'anno scorso, la Supercoppa quest'anno, che comunque è un trofeo, e la qualificazione in Champions, che viene sbandierata da tutti come l'obiettivo maggiore. Il Milan, Allegri non si sposta da là, dice no, dobbiamo il 4° posto, non c'è niente, e va bene, il 4° posto. Gasperini, stessa cosa, no, scudetto non è il 4°, poi è importante il 4° posto. A Juventus sempre il 4° posto, perché non fanno gironi d'andata che presuppongono lo scudetto, e l'Inter deve prendersi le sue responsabilità. Sono i più forti, vincessero lo scudetto senza perderlo loro. Se noi riusciamo a prenderci il posto di una di queste qua, senza inserire, perché l'Atalanta si è fatta fuori da sola con Juric, senza lasciare inserire la Roma, e riusciamo a combattere con quella, per me dobbiamo considerarla non maledetta, anzi tra virgolette positiva. Lo so che è difficile perché uno parte con l'idea di rivincerlo, però forse si è esagerato nel credere che fosse facile. Fabio. L'anno scorso avevo il tono così, adesso ce l'ho peggio, soprattutto proprio perché perdere con questi qua fa sempre un effetto particolare. Ma il Napoli non c'è più. Saluto a te, agli amici bellini, ho provato a essere fiducioso al massimo, ma il Napoli non c'è più. Per mercoledì la vedo ancora più nera, perché se vinciamo non è detto che passiamo ai playoff. Quindi il Napoli è crollato proprio sotto zero, finito Vabbè, tutto. no, se vinciamo, Fabio, abbiamo fatto i vari calcoli, devono succedere una serie di cataclismi e di catastrofi, così non credo. Il problema è che se vinciamo, non credo questa Cerchiamo cosa. almeno di finire di onorare il campionato, cercando di arrivare nelle prime 4 e provando a vincere la Coppa Italia. Ma allo stato attuale, cioè, non ci siamo proprio, non esistiamo, e quindi è tutto un futuro molto 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 nero, no, grigio, nero. Quello è il problema. Io, vedi, rispetto al tuo messaggio, il titolo che ho dato alla reaction, siamo ridotti al nulla, nel senso che siamo ridotti all'osso, no? Si usa dire, ma non c'è nemmeno l'osso in questo momento. È palpabile l'inefficacia
in questo momento. E allora quando vedi queste prestazioni così vuote, è chiaro che ti guardi al futuro, dice col Chelsea e che ci presentiamo a fare? Le prossime partite difficili, sempre con questa, se non cominciamo a recuperare forze fresche dei nuovi diventa complicato. Allora è chiaro che con queste prospettive tu dici come fai? È finito il Napoli. Però no, siamo a gennaio, siamo a febbraio. Bisogna mettersi al passo, bisogna in qualche modo ritrovare un'altra svolta che era quella che trovammo post Bologna. Bisogna farlo in qualche modo perché altrimenti rischiamo poi di crollare e a quel punto parliamo della maledizione. Ci sono anche le parole di Conte, grazie Fabio. Lottiamo per il primo per arrivare al quarto e questo, me l'avete scritto in parecchi, anche Conte lo ha detto in un certo modo. Fammi vedere se riesco a recuperare proprio le parole di Conte, così non ripetiamo delle cose assurde. Eccolo qua, lunghezza, vai. Conte ci ha raggiunti insieme a Tommaso Turci. Buonasera, benvenuto. Benvenuto. Sì, buonasera. Mister, le chiedo che cosa le resta di questa partita di oggi, di questa sconfitta, e se al netto appunto delle risorse che non sono tante in questo periodo di difezioni e di infortuni, si poteva fare oggi qualcosa di più, magari anche con gli episodi, penso nel primo tempo portarla dalla propria parte, che cosa resta di questa gara? Resta che finché la partita è stata sul binario dell'1-0 era una partita totalmente in equilibrio, quindi e quando le partite sono in equilibrio può anche esserci che un episodio poi che possa andare a favore e raddrizzi la gara. Dopo il secondo gol è inevitabile che è stata una mazzata a livello psicologico importante, si sono aperti un po' gli spazi, abbiamo cercato anche con quelle sostituzioni, quelle sostituzioni, le poche sostituzioni che chiedevamo di cercare di essere un po' più offensivi e abbiamo preso anche il terzo gol. Però oggi, come ne porto allo stadio, un fatto che per la prima volta nella mia carriera faccio giocare un giocatore senza mai averlo visto in allenamento, quindi mi è accaduto anche questo e penso che sia un fatto molto particolare, no? Perché è un allenatore che fa entrare un calciatore senza averlo allenato neanche un minuto e quindi legherò anche questo momento a questa partita. Giorgia, Conte per voi. Sì, questo sintetizza ancora di più le difficoltà che ha il Napoli in questo momento. Conte, io volevo chiederle che cosa ne pensa invece del rigore che non è stato concesso nel primo tempo per un potenziale fallo di Bremer su Ailund. No, ma non sono qui per commentare decisioni arbitrali, assolutamente, quindi anche perché non avrebbe senso andare sempre a ripetere delle cose che non stanno funzionando, quindi va bene così. Sì, ciao mister, buonasera. Sì, ciao. Ciao Alessandro, scusa, non te l'avevo visto. No, niente. No, ha descritto già lei la partita, anche secondo me fino all'errore di Moisesu siete stati molto in partita, anzi anche più di quello che si poteva credere, però la sensazione è che la squadra in questo momento sia una squadra fragile, che un errore anche dal punto di vista mentale la squadra non riesce più a reggerlo e a riprendere la partita. Questo è quello che ho visto in queste partite dove appunto non avete anche neanche troppe soluzioni per cambiare la partita. Ma sai Alessandro, noi l'ultima partita in campionato l'abbiamo persa contro l'Udinese, da lì ne sono passate tante partite, anche la Supercoppa, dove comunque l'abbiamo fatta anche lì in emergenza. Adesso siamo in super emergenza proprio, cioè io penso che diventa veramente impossibile comunque andare avanti, eppure noi dobbiamo andare avanti, questo deve essere chiaro, ecco perché alla fine questi ragazzi vanno solamente elogiati, perché giocare con questa intensità, con pochi giorni di recupero e vedendo il gruppo assottigliarsi sempre di più, con infortuni poi, ripeto, che non parliamo di 10 giorni, cioè adesso Neres viene anche lui viene operato, quindi perdi giocatori, noi stiamo perdendo giocatori, ieri abbiamo perso anche il portiere Milinkovic-Savic che ha avuto un problema, sì, lo stesso Mazzocchi oggi ci poteva dare una mano, aveva comunque un problema, diventa veramente molto difficile. Al tempo stesso non dobbiamo mollare di un centimetro, sappiamo che la barca sta in mezzo al mare con onde molto alte ed è pericoloso, ma nessuno vuole scendere per una questione proprio di onore, di una questione di uomini, perché noi dobbiamo essere prima degli uomini e poi degli sportivi. Quindi cercheremo in tutti i modi di affrontare qualsiasi situazione, sapendo che sono situazioni tutte difficili. Parliamoci chiaro, la mercoledì andiamo a giocare contro il Chelsea, non è che andiamo a giocare contro l'ultima della classe in Champions League, poi dopo 2 giorni e mezzo giochiamo con la Fiorentina e saremo sempre gli stessi, quindi non è che cambia o qualcuno recupera. Chi doveva recuperare ha allungato i nuovi tempi di recupero perché non sta riuscendo a recuperarli, diventa difficile. Romelu c'ha 10 minuti, oggi l'ho messo in campo perché per dargli anche un po' di fiducia, per vedere un attimo se ci dà una mano, però anche lui non è che è in condizione, ragazzi, però per i miracoli ci stiamo attrezzando, speriamo di riuscire a trovare la strada giusta. Conoscendola sappiamo che difficilmente abbasserà la guardia, mister. No. Però è bello che dica, insomma, anche per una questione di onore,
il rispetto, insomma, della stagione e tutto. Credo che ci sia la voglia di non mollare. Non vedo. Altre volte ho sentito, insomma, un Conte che sembra quasi dice hai mollato. Io ho fatto alle volte dei titoli del genere, li ricordo. Un Conte che sembrava talmente avvilito che non. Anche nel post Copenaghen mi sembrava avvilito, cioè completamente inspiegabile quello che è successo col Copenaghen. E sembrava uno veramente svuotato da ogni energie. A sentirlo adesso dice il fatto di lottare almeno per l'onore, almeno per il rispetto poi della stagione, dei tifosi, immagino si può mettere tutto dentro, poco meglio, mi sembra un poco meglio rispetto a quello che ho sentito col Copenaghen. No, quello no, Alessandro, però sai, perché non è in condizione. Ragazzi, però per i miracoli ci stiamo attrezzando, speriamo ecco, di riuscire a trovare la strada giusta. conoscendola sappiamo che difficilmente abbasserà la guardia, mister. No, quello no, Alessandro, però sai, perché non conosco. sti ragazzi vanno abbracciati uno per uno perché, ripeto, comunque stanno mettendo anche a rischio la loro incolumità, perché giocare ogni 3 giorni, sai, ce ne sono alcuni come Di Lorenzo, fanno anche nazionali, McTominay, Lobotka e Højlund, cioè, che giocano sempre, sai, uno Certo. non è semplice. Grazie, chiarissimo, grazie. Grazie a voi, buona serata. Lega. Grazie, buongiorno, come sta? Contento perché comunque avendola io fa molto ridere. Fa stai ceci, sei sempre molto brillante. D'accordo con te, sembrava te vale, te le vomero, te vale. Vorrei ricordare che 2 anni fa, in condizioni molto migliori di ora, siamo arrivati 10º. Rimaniamo orgogliosi di questo Napoli, Supercoppa, più entrate in Champions, stagione positiva. Sì, io la voglio leggere così, anche per dare uno stimolo, per non perdere, perché questa è l'intervista, credo che in conferenza poi abbia detto il navigare a vista e il fatto che se perdi contatto poi può succedere che se non lotti per lo scudetto puoi andare in difficoltà per il 4º posto. Me l'hanno attaccato in molti e quindi ci aggiunge quel resto della cosa. Io voglio che venga letta come stagione positiva l'entrata in Champions anche per i ragazzi, perché se i ragazzi sentono che una volta perso lo scudetto, perché è difficile credere ancora allo scudetto, intorno, non nell'ambiente, cioè, fallimento, hai speso 250 milioni, Conte così, è un fallimento, cioè, vuol dire che la stagione fallimentare anche dei giocatori, secondo me apriamo ancora di più il pericolo a delle sciuliate continue. E invece lottare con i denti, col coltello tra i denti, ad ogni gara, ritornando anche quasi alla questione di Fieno in cascina, che fu quello dell'anno scorso, che per blindare quel vantaggio che stavamo accumulando, Fieno in cascina, non è che siamo, però a questo punto, ok, stiamo là, lottiamo lo scudetto, però fino alla fine, e quindi se riparlassimo di Fieno in cascina forse non sarebbe una cattiva idea. Andiamo a recuperare poi i messaggi di prima, perché siamo saltati alle parole di Conte. Grazie sempre Fabio. Allora, questa era Valentina, la chiosa. Ah, e vabbè, solita chiosa. Secondo me la scelta di mettere buongiorno, braccetto, ma giusto per dire 2 caccate così c'è una sfogata, tanto ci sfoghiamo live tranquillamente. Credo che volesse, diciamo, un po' limitare con Seisao, perché buongiorno su carta è un po' più veloce, però alla fine Sì. mi sembra che ci sia andato molto spesso Spinazzola a chiudere su con Seisao, che è molto più veloce e più in forma di buongiorno. E poi un'altra cosa, Vale, io non capisco perché Lobotka arriva tantissimo al limite dell'area con le difese schiacciate, Tira mai. ma cazzarola, manco a peso d'oro tira, cioè io non capisco perché questa cosa, cioè Guarda. in mancanza di altri modi per sbloccare la situazione, almeno il tiro alla distanza. Però vabbè, scusami, mi sono allungata di nuovo. No, ma è chiaro, le risposte a questo tuo vocale, le risposte alla chiosa te le ho date nella reaction, perché McKennie che si accentra fa praticamente scalare tutti, e se poi lo deve andare ad acchiappare buongiorno da braccetto, va ad acchiappare il McKennie che si accentra, resta poi Spinazzola su Conceição. Capisco la scelta di mettere Juan Jesus al centro, visto che buongiorno centrale ti aveva poi combinato quella cosa col Copenaghen, allora forse per togliere anche un po' la responsabilità di guidarla la difesa lo metti braccetto, segui, resta in quella zona, se arriva Conceição magari c'ha un pochino più di sul breve, no? Rispetto a Juan Jesus meglio. Quindi come concetto sì, McKennie era il problema. E poi sul tiro te l'ho detto proprio perché
quello che fa Thuram, che comunque non è conosciuto per essere un grande stoccatore, non è Çalhanoğlu, però Thuram c'ha lo spazio, tira, incrocio dei pali, e molto spesso siamo arrivati là con Lobotka e non dirammo quasi mai. È proprio, ha segnato l'altra volta, ne parliamo tra 3 anni, non c'è niente da fare. Allora, indovina chi è il giocatore che recupera più palloni e duelli vinti oggi? Vergara. Sì, ma infatti si vedeva che lo voleva fare, sicuramente come atteggiamento lui l'ha sentita la partita. Poi gli hanno chiamato anche molti falli che erano al limite, non erano grandi falli. Molti falli li voleva lui, ma anche quelli non erano grandi falli. E comunque l'ho visto che tra i migliori in campo per l'eventuale premio della partita, che però quando stai 3-0 lo vince uno della squadra che vince, del Napoli c'era Vergara. Fino a un certo punto si poteva salvare Buongiorno perché aveva fatto quel salvataggio sulla linea su Conceição. Poi il gol di Kostic che arriva con Buongiorno che gli rimbalza il pallone addosso, secondo me annulla anche quello e non c'è niente da fare. Ciao Vale, ciao amici bellini. Vabbè, una sconfitta a Torino così ci sta pure, non è che non me l'aspettavo. Però troppa rassegnazione. E l'unico che ci crede è Vergara. E male perché manca ancora tanto. E almeno il posto Champions, insomma, te la devi giocare. Non puoi stare in campo senza la benché minima idea su come andare in porta e la voglia di portarla a casa. Ciao a tutti. Sono d'accordo, perché poi ho scritto proprio poche idee, poche energie, quindi sono d'accordo con voi. Ciao Vale, sono avvilito totalmente da questa sconfitta per 3-0 allo Stadium. Rischiamo seriamente di non qualificarci per la prossima Champions League. Mercoledì rischiamo seriamente di non qualificarci per i 16 finali di Champions League, ma pensiamo ad oggi, perché non subivamo una sconfitta così avvilente dalla partita contro il PSV. Lì furono 4 gol di scarto, qui 3, però senza segnare in questo caso. Speriamo che la Roma stasera perda contro il Milan, perché altrimenti potrebbe fare un +1 +3 rispetto al girone d'andata. Credo che gli hai letti i messaggi, cioè se qualcuno poi vuole continuare a parlare di scudetto si può mettere in ridicolo, cioè questa è una frecciata, ce lo dico sinceramente. Però oltre a una frecciata è una realtà, cioè non possiamo veramente cominciare a dire baggianate, Marinozzi, baggianate per non dire qualcos'altro. Veramente, facciamo le persone serie, gentilmente. Siamo d'accordo, Perrone, siamo proprio d'accordo. La Juve è una squadra mediocre, ma ci rendiamo conto chi c'hanno questi in campo. Cioè, Locatelli non è manco pensabile, paragonabile a Lobotka o Thuram a McTominay. Il problema è che noi siamo proprio uccisi, e questo è fatto. E alla fine le partite si giocano in un certo momento storico e noi dobbiamo sperare di riprenderci a più presto i giocatori infortunati e portare a termine questo campionato al meglio. Questo è quanto. Vedi che questo poi non è altro che il concetto del quando, ma poi prima o poi le devi incontrare tutte. Ma che cazzo significa prima o poi? Se incontri consecutivamente, fai Copenaghen che era importante, era assolutamente abbordabile, poi Juventus e Chelsea, nel periodo in cui c'hai più defezioni al mondo, proprio un record assoluto, è normale che il quando è importante nel calcio, cioè li avevi affrontati magari in più in là, con il recupero di un Anghissà, con il recupero di un altro giocatore, e ti facevi un altro tipo di partita, senza dubbio. Gli stessi duelli individuali con gente più in forma, è chiaro che li avresti vissuti diversamente, quindi il quando è importante. 65 Scream non è un fallimento, si è vinto una Supercoppa un mese fa, è logico che c'è delusione, ma bisogna comunque dare un importante sostegno a chi ha tenuto duro finora, forza ragazzi. Immagine secondo me importante dallo Stadium, ho visto i tifosi del Napoli, quelli là andati in trasferta, applaudire la squadra quando sono andati a prendersi il saluto. Credo che ci sia consapevolezza, almeno dai tifosi quelli da campo, quelli che vanno in trasferta, quelli che magari vanno allo stadio. Lo sappiamo che ogni tanto lo stadio diventa silente e vorremmo più supporto, però rispetto ai social, che poi sui social è più facile fare i fenomeni e sparare a zero. Il tifoso secondo me, quello là più serio, quello là che può andare anche a seguito della squadra, credo che abbia capito il momento. E una domanda a me, adesso la vado a recuperare. Tatticamente con quelli a disposizione come rischieri di tornare a 4 dietro? Amico mio, ne parlavo proprio oggi, insomma, con questi qua tu potevi fare con quelli che hai schierato oggi. Di Lorenzo, buongiorno, JJ Gutierrez.
ok? Così come è scritta proprio. Quindi a 4 con Gutierrez di là, McTominay, Lobotka, Elmas, quindi il centrocampo a 3, e potevi fare Vergara, Højlund, Spinazzola alto a sinistra, cosa che hai fatto in passato. Solo che evidentemente non lo so, o non l'hai provato abbastanza con questi interpreti. Hai provato poche volte il 4-3-3 puro quest'anno, l'abbiamo fatto l'anno scorso con caratteristiche diverse di alcuni giocatori. Secondo me si può fare. A volte il cambio di modulo ti può dare più stabilità, a volte te ne può dare meno. Credo che il modulo incida poco, però incide se porti a snaturare alcuni giocatori. Se Gutierrez me lo metti là, per me è un adattamento troppo esagerato, che a quel punto non so quanti benefici ti possa dare. Il vedere Gutierrez come vice Politano la vedo un'assurdità, non lo riesco a concepire proprio per storia del giocatore e per caratteristiche. Purtroppo questa è stata la sua scelta e gliela chiederei se poi fossi in conferenza. Non lo so se gliel'hanno chiesto, se gliela chiederanno, questo dubbio ci rimarrà. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Posso dire che è stata una prestazione rassegnante, non ero arrabbiato a fine primo tempo, bensì rassegnato, lo sono tuttora. Per la gara di stasera, sia chiaro, la percezione che mi hanno dato i ragazzi in campo, veramente poca roba. Non salvo nessuno se non Vergara, eroico su quella falcata, 50 metri, palla al piede. Quello inseguito da straordinario, ha Yildiz. fatto una prestazione, sembra assurdo dirlo un 3-0, ma da 7 quasi in pagella. Ha dato una palla spettacolare a Di Lorenzo che vabbè, potevamo sfruttare meglio, un cross completamente regalato a Di Gregorio. C'è anche altre situazioni ben gestite da Tonino. Per il resto sì, forse Lobotka ha fatto quello che poteva. I restanti nulli. È il risultato più pesante della stagione in campionato secondo me, perché adesso la Juventus è lì, non ci giriamo attorno, io non vedo un Napoli pronto a ribaltare le sorti e fare un filotto di vittorie, anche 3 vittorie consecutive per tenere anche soltanto 2 punti alla Quello è il filotto, perché adesso ho letto questo messaggio, dice adesso noi recuperiamo i giocatori e lottiamo per il secondo posto. Dove sta? Aspetta, fammelo pigliare. Eccolo qua, Daniele. Appena tornano i titolari ci giochiamo il secondo posto. Non è una tragedia, è un anno sfortunato. Non è una tragedia, è un anno sfortunato. Va benissimo. Anche, ripeto, se arriviamo quarti, io continuo a non considerarlo una tragedia. Il problema è proprio a livello numerico. Il Napoli adesso il secondo posto sta a 4 punti, perché il Milan sta a 47. Il quinto posto sta a 1 punto, perché abbiamo la Juve alle calcagna a 42, il Como a 3 punti. Quindi c'è più... Capitemi quando vi parlo di numeri, c'è più possibile, è più facile, ok? Al di là delle squadre coinvolte, è più facile spostare 3 punti che non 4, perché 3 punti è una partita che un avversario fa bene e che tu sbagli. 4 punti significano 2 partite che l'avversario deve fare male e che tu fai bene consecutivamente. Capite il discorso? Quindi per lottare per il secondo posto deve crollare il Milan per 2 partite consecutive e tu devi fare il filotto di 2, che sembra una cosa fattibile. Una squadra costruita per lo scudetto non riesce a fare il filotto di 2. Ad oggi sembra difficile, proprio perché non abbiamo le energie, non abbiamo i ricambi. E non solo non hai ricambi, sei arrivato scarico perché hai dato tutto quello che potevi dare in questo mese e oltre. Quindi sei arrivato che proprio non ce n'è più. Ecco perché la preoccupazione di alcuni io la condivido, perché la Juventus è un tiro di schioppo a 42, il Como a 40, l'Atalanta la consideriamo lontana perché sta a 35, il Bologna si è fermato a 30, si è spaccata finalmente la classifica, perché così adesso fino al sesto posto, che poi ci sono 5 punti, che è ancora di più di quei 4 che vi dicevo. Quindi quello che adesso è la classifica del campionato, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, compreso il Como, sono queste squadre qua che non dovrebbero uscire almeno da queste qua. Pure l'Europa League non sarebbe male. Lo so, non lo potete accettare. Juventus che adesso è in uscita libera, e tra l'altro ci tengo a dire 0 tiri in porta nel secondo tempo nostro. Loro un bel primo tempo, noi che non siamo scesi in campo, potevano fare almeno il secondo già nei primi 45, nella ripresa 2 tiri in porta, 2-0 regalato da noi e il terzo proprio liberi di calciare da qualsiasi parte, non li abbiamo mai chiusi. C'è rammarico, non ci abbiamo minimamente provato. È così. Ciao Valerio.
Fai bene i calcoli, siamo molti di più. Arriverà. Aspetta, chi è Enzo? Fai bene i calcoli, arriverà Zampo Lukaku. Chi è Zambo? Vabbè, sì, parliamo dei recuperi. Aspetta. Sintetico, cerco di stare calmo. È uscito un po' sul gruppo. Magari non sono, come si dice, non sono lucido in questo momento. Però per me, se continuate a difendere Conte quando Spallettone sta là con la squadra nostra sul braccio e ci gioca in faccia con i giovani, mentre noi per ribaltare la partita dobbiamo mettere un trentenne che non gioca da 20 anni, e per far giocare per gara un giovane che sa giocare si devono spappolare prima tutti gli altri. Che ste? Basta. Ciao Valerio. Ciao Leandro, non devo commentare niente. Ciao amici bellini, ciao Valerio. Che dire, una prestazione che non è stata delle migliori, conseguenza e figlia di tutta questa situazione legata agli infortuni, secondo me, perché comunque quando non c'è la lucidità è difficile giocare a pallone, far girare la palla e anche avere la motivazione di riuscire a fare gol. Quindi diciamo, se vedevamo un Napoli migliore, secondo me era soltanto un caso particolare, perché senza energia dove si va. Comunque voglio guardare il lato positivo, non voglio abbattermi tanto. Penso che comunque è bello rivedere un Buongiorno che sta recuperando fiducia, che ha giocato una buona partita, un Vergara che ci inizia a dare. Speriamo, nel senso che, come dicevo in reaction, quel salvataggio ti poteva dare un po' di fiducia. Speriamo che non prende a male poi il terzo gol dove gli rimbalza la palla addosso, perché altrimenti lo riperdiamo. Però là non lo so se è una questione mentale, là Buongiorno è un pochino più da capire. Più sicurezza, e spero che anche Conte questo lo veda e gli dia più fiducia nelle prossime partite. È bello rivedere Romelu in campo, anche se è ancora un po' arrugginito, però cosa gli vogliamo dire? È stato il primo pallone che doveva toccare, se segnato sarebbe stato fantastico, però è andata così. E niente, speriamo. Anche se 3-1 già avevano fatti 3 gol, non serviva a niente, ma serviva per lui sicuramente. Che tutti gli infortuni ricovereranno presto, la squadra inizia un po' a respirare, perché secondo me non siamo male come squadra. Purtroppo è solo una questione di lucidità, e finché non troveremo la lucidità staremo sempre qui a vedere, diciamo, questo tipo di spettacolo. Buonasera a tutti e niente, forza Napoli sempre. Grazie a tutti. Andiamo anche ad altri messaggi. L'Europa League da molti meno introiti, hai ragione, per quanto forse sarebbe meglio se il Napoli partisse da lì. Lo so, è pure complicato, perché dicono tutti che il giovedì è più complicato da gestire, il doppio impegno. Poi c'è da capire se Conte si fa il terzo anno o no, e da lì passa molto delle decisioni che poi deve prendere il Napoli, perché alcuni di questi giocatori che magari Conte non vede, che ha bocciato, possono ritornare utili per un altro allenatore. Però io dico che se uno così pesante come Conte non riesce a uscirsene da questa situazione qua, se ricapita una situazione del genere diventa complicato per chiunque, veramente, poi non protetto almeno dal suo nome e dalla sua esperienza. Buonasera a tutti, partitaccia, tutto sommato la sconfitta 3-0 non è giusta, è sbagliatissima, 1-0, 2-0 massimo. Comunque non abbiamo fatto tiri in porta, non ci siamo resi pericolosi, quindi pareggiarla sarebbe stata molto improbabile. Mi fa schifo il fatto che l'arbitro non abbia fischiato rigore su Højlund nel primo tempo, secondo me anche su Vergara rigore. Il fatto che Ildiz non sia stato ammonito il primo tempo perché ha fatto un fallo, ha prima fatto una simulazione su un pallone che gli è stato tolto al limite dell'area da Di Lorenzo, lui si è buttato in aria ovviamente, tipica scuola juventina. Un altro fallo che fa su Elmas, mi pare, gli impedisce una ripartenza, lui non poteva prendere il pallone da un calcio netto sullo stinco a Elmas e non viene ammonito, non ho capito questa. Ma a parte l'arbitro, direi che la Juve ha meritato, Vergara migliore dei nostri sicuramente, però come ha già detto qualcuno, troppo leggero, quello cade e resta a terra mezz'ora, non si alza più. Deve un attimo aggiustare questa sua caratteristica. Per quanto riguarda il giovane, poverino, si vede che è totalmente spaesato, non si trovava con i compagni, non ne ha ingaggiata una. Meret secondo me non ha alcuna colpa sui gol, non buttiamo la croce addosso. È tornato Lukaku e si è mangiato un gran bel gol, peccato. Senza dubbio. Il Napoli non è attrezzato con le strutture, per esempio J-Medical oppure Milan Lab, che hanno un team dedicato alla prevenzione degli infortuni. Questo discorso delle strutture è chiaro, a livello generale lo sappiamo, è così, è inutile che fanno finta, che fa le battute, Spalletti, sì, sono più organizzati. Per quanto riguarda il Milan Lab facemmo un approfondimento e vedemmo che
si portano dietro questa lomea di grande struttura e di grande eccellenza che poi bla bla bla, ma vedemmo che anche nonostante il Milan Lab, una serie di infortuni a catena che poi vennero anche nel periodo di Pioli, ma anche molto prima, parliamo di quando il Napoli aveva Gattuso eccetera eccetera, facemmo un approfondimento e vedemmo che non funzionava benissimo. Quindi poi non è detto che tu fai la struttura, fai il Napoli Medical, il Napoli Lab e hai risolto tutte le cose. Però è chiaro che è sempre meglio averlo che non averlo, perché è un di più che ti può dare una mano. Risolvi tutto? Probabilmente no, però è un di più che secondo me non guasta, non penso che ti possa far peggio. Ecco, solamente questo. No, aggiungo al vocale altri minuti e mezzo, no, Leandro, già stiamo andando veramente oltre, 3 minuti sono troppi, mi dispiace. Tutti ragazzi, ma amici bellini, la verità è che stasera a un certo punto sono andato proprio in riserva. Non riesco ancora ad analizzare con lucidità perché veramente è difficile. A un certo punto sul 3-0 sto per la non la volevo più vedere. L'unico forse aspetto positivo è che siamo diventati mezza volta pericolosi con i due attaccanti, quindi magari si va per sperare per il futuro e Vergara, che sicuramente, come qualcuno diceva prima in chat, non poteva essere il titolare da inizio campionato, però sarebbe potuto rientrare prima nelle rotazioni, perché qualcosa ce l'ha. Fare la partita che ha fatto allo Stadium in una situazione così difficile con quella personalità, è un ragazzo che sicuramente nelle rotazioni doveva e poteva entrare prima. Dobbiamo fargli forza Napoli. Ma io, per quanto riguarda Vergara, io capisco, sì, sono stato il primo, lo sapete, ho detto proprio metti Vergara, fai, ma non per... È giusto parlare delle rotazioni, eccetera, eccetera, perché poi dov'è che il Napoli ha veramente dato una svolta? Abbiamo cominciato bene, all'inizio c'era la questione di tutti i centrocampisti, eccetera, eccetera. Poi il Napoli ha ridato uno slancio alla stagione con la presenza di Neres. Vergara entra al posto di Neres, non entra al posto di... E allora là si può parlare, magari Vergara qualche minuto in più per non portare all'esasperazione l'utilizzo di Neres, eccetera, eccetera, oppure al posto di Politano quando si utilizzava in quella zona là. Va benissimo. Non però che Vergara è meglio addirittura di Neres, doveva giocare titolare dall'inizio, così. Non andiamo nell'esagerazione opposta, perché là vado in difficoltà a seguirvi. Non dico che questo messaggio lo diceva, ma in generale, perché sì, ci fa vedere degli spunti, sicuramente può fare, però se la questione è che è leggerino e che sì, c'ha lo spunto così, metterlo dentro in una situazione dove o devi recuperare una partita o devi resistere, soprattutto se devi resistere una partita che hai già impostato, il leggerino non va più bene. Ecco perché poi mi spiego alcuni utilizzi che noi diciamo però qua potevi mettere, ci sono tutte queste considerazioni. Conte lo avrà visto bene, ne ha parlato bene a inizio stagione, evidentemente avrà visto anche lui questa debolezza strutturale di uno che magari se c'ha palla, se c'ha campo davanti con la palla può inventarti delle belle cose, però se c'è da fare un po' di lotta a centrocampo, se c'è da fare la fase difensiva, si butta, ma non sempre li vince i duelli. Evidentemente negli allenamenti, quando si sarà fatto, avrà visto non tanta sostanza e allora poi si sceglie, dice no, solamente quando muoiono tutti gli altri lo metto. Sempre per una questione che io credo che gli allenatori mettono la squadra migliore per vincere la partita e non per farci vedere i talenti di quelli che non conosciamo bene, credo. Però è un discorso generale. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Vi devo delle scuse. Avevo detto che dopo aver aiutato l'Inter si sarebbero calmati e invece mi sbagliavo. Adesso hanno cominciato ad aiutare anche la Juventus. Buona serata a tutti per quel che vale. Danilo sta intossicato a livello arbitrale. Ahimè, un'eventuale eliminazione dalla Champions League, per quanto mi dispiacerebbe, farebbe solo del bene ai ragazzi dal punto di vista delle energie. Doppio impegno che ci mette in difficoltà, energie azzerate. Sì, storicamente, amico mio, il Napoli che esce dalle coppe non migliora la sua media di punti. Storicamente, l'abbiamo fatto storicamente. Tutte le volte che il Napoli è uscito dalle coppe non ha migliorato la sua media punti. Quest'anno è talmente esasperante la situazione a livello proprio di giocatori che non hai, che è una speranza a cui noi ci attacchiamo. Se usciamo vuol dire che non abbiamo quegli impegni ulteriori, cioè un po' più di tempo di riposo per i giocatori che devono farle tutte, almeno possono recuperare più energie. È l'unica cosa a cui ci possiamo attaccare.
Cicci Serra, grazie per la questione. Guido, per Guido, la cessione di Lucca e Lang, poi Ambrosino e Marianucci. Siamo diventati la squadra con la rosa più vecchia della Serie A, nonostante giovane, perché poi è giovane, ma non è giovane. Io se mi sposto in questo momento potrei addirittura, perché qua sta nevicando, a New York sta nevicando pesante, e faccio rispondere direttamente a Guido. Vedi? Guido, siamo diventati la squadra più vecchia della Serie A. Possiamo fare meglio. Ah, Non so, cedere a gennaio, buongiorno. cioè, quindi in questa finestra, in questi 5 giorni. Sì, io lo cederei subito. Lui e Billy Gilmore. Guarda, la fortuna è che Billy Graham non può fare le visite mediche con nessuno, altrimenti non lo possiamo sapere. Buonasera, Come amici stai, bellini. Guido? Buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera. Vuole sapere nella mia vita in genere? Non lo so. No, sarebbe più interessante. Sai che l'altro giorno, scorrendo YouTube, YouTube mi ha consigliato un video nostro, quello di quando parlammo di Maradona, il sogno benedetto. Ti ricordi quello speciale che fece? Me lo sono riguardato con grande gioia perché si andava nei meandri di una serie di cose, parlammo di musica, ma oggi dobbiamo fare terapia di calcio. Oggi mi ha chiamato un tuo collega, musicista. Ti ha chiamato? Per chiedermi una consulenza più che altro legale e burocratica sui diritti di distribuzione dei film, perché vuole fare il grande dittatore per il giorno della memoria. Lui è musicista. Ha detto: è inutile che mi faccio prendere in giro, vado direttamente alla fonte, chiamo Guido. Non ci vuole far prendere in giro. Ma Guido, insomma, siamo crollati completamente. Guarda, io credo che non sia proprio facilissimo vincere a poker giocando senza carte. Perché noi siamo passati da giocare a poker con 2-6 a carte scoperte a non giocare senza carte. Oggi no, mi metti in difficoltà perché poi a me il coach fare la parte Cassandra, lo sappiamo chi era nella mitologia classica. Io sto guardando l'anno prossimo il campionato, se lo giocheranno Milan e Juve. Questo campionato per me non ha alcun interesse, alla Sorrentino la dico. Quindi Perché- l'anno prossimo non c'è l'Inter. No, se la giocheranno Juve e Milan. Io questo campionato l'ho inquadrato, cioè è quella la forma, lo svolgimento, i risultati, le ingiustizie, eccetera. Non mi sta raccontando nulla di nuovo. Che ti devo dire di oggi, che una Juve veramente molto piccola e modesta, È vero. perché questa è una Juve molto modesta, batte neanche le macerie, quello che è rimasto di un'idea della stagione del Napoli, una partita brutta rispetto a quella con l'Inter, perché la Juve ha pressato alto all'inizio, però una Juve molto modesta. Quelle poche azioni che ha fatto sono state su errori, sui gas di scarico del Napoli. Poteva fare 2 gol tranquillamente, lo sappiamo, un bellissimo incrocio dei pali, un salvataggio di Buongiorno, non è che... Qua siamo un canale ridicolo ma di persone serie. Ecco, conio un altro... non c'era rigore sulla Juve, quello là che tutti chiederanno, no, non è rigore, perché io rischierò di dimenticarlo quell'inglese che conoscevo, però Valerio lo parla perfettamente, sai meglio di me che la doppia negazione non si può fare in inglese e quindi non è rigore, perché è proprio un fatto linguistico. Sono due, si annulla. Non puoi dire not, devi dire any quando usi not, no? Quindi 2 rigori si annullano. Quindi non incominciamo queste polemiche perché... Canale ridicolo di persone serie. Questo vedi, se lo segnano perché è genialissima. Mai non interessa l'onore, usciamo con l'onore, ha retto il campo, poi alla fine, a fine campionato, se tu stai un punto indietro e non vai in Champions,
vedo tante altre cose, poi voglio fare una secondo tempo partita brutta. Io mi aspettavo una Juve molto più tonica fisicamente, noi che calassimo la distanza, e invece loro hanno arretrato molto il gioco, ma noi abbiamo avuto difficoltà, anche perché Napoli non aveva attacco, non ha ricambi dal centrocampo all'attacco e stanno giocando dal 25 ottobre le stesse, poi lo vediamo quello schemino. E abbiamo regalato un gol, credo per 3 ragioni: il cambio di Elmas, che poi gli metteranno 4, immagino il Vate, tutta campagna danzante. Noi abbiamo visto oggi Lobotka e McTominay tirare il fiato, quello è un passaggio che lo sappiamo che non si fa, un passaggio in orizzontale su cose anche molto banali di un canale ridicolo, quindi cerchiamo di non dire cose banali, però ci sono tutta una serie di automatismi. Io ho visto una bellissima, dignitosissima, neanche conferenza stampa, intervista del maestro Sarri dopo la partita scialba con Lecce, no? Dice: io ho un gioco che necessita una serie di automatismi, di cose, e lo sappiamo di tempo, perché lui ha detto: se venderanno Romagnoli sappiate che prenderemo gol come li abbiamo presi all'inizio stagione, perché all'inizio stagione la Lazio prendeva gol. Tornando a Napoli, ci sono una serie di automatismi, lì c'era un buco, non c'era Lobotka, McTominay, non c'era più Neres, Elmas, che alcune volte è vero che ha sbagliato dei rappoggi, ma è andato a colmare dei buchi a centrocampo. Cioè il Napoli oggi è mancato in alcune figure che davano un po' più di brio, come Spinazzola, però non mi sento di colpevolizzare i ragazzi, perché non è la frase fatta non solo robot. Terzo gol è quel famoso punto interrogativo che da alcune stagioni noi ci stiamo quantomeno con onestà lanciando, perché il gol avviene da 20 metri e 40 centimetri, da 22 metri il gol che abbiamo preso, mancanza di spinta, cioè di nuovo Meret che prende un gol da fuori area, non è stato un tiro fortissimo, dice effettivamente è troppo veloce, coperto, cioè. Però diciamo è un 3-0, se non sbaglio quest'anno in campionato noi non avevamo mai preso 3 gol, la Juve pure non è una squadra che segna tantissimi gol, che è la stessa partita che abbiamo perso col Milan. Questa, se è una partita chiave, sì, lo è. Quest'anno non ci sono state partite chiave per il Napoli, ci sono state partite chiave per gli avversari del Napoli. Questa è la partita chiave per la Juve. D'altronde la Juve l'abbiamo affrontata il 7 dicembre, dal 7 dicembre al 25 gennaio, abbastanza presto l'abbiamo riaffrontata. È un'altra squadra, dall'MCD a una squadra che adesso è più compatta, ed è una squadra che aveva vinto bene con la Juve meritatamente. Sono le famose macerie che aveva lasciato Benitez, chissà se ci vedremo il 3 febbraio. Quindi sulla partita è abbastanza facile da analizzare, e anche eventuali errori, perché poi può essere interessante ma come noiosa la lavagna tattica. Bisogna considerare che il Napoli è in una condizione di costante emergenza, che diventa sempre più emergenza, da troppi mesi. Per usare sì, puoi farlo vedere, perché noi sappiamo che sono virtualmente, perché solo come viene tagliata l'erba, no? Ogni linea è 5 metri e mezzo, infatti il rigore è 11 metri, 16 e mezzo l'area di rigore, vedete da dove calcia, sono 22 metri. Non è un tiro fortissimo, è un tiro di media forza, però ci sono a volte dei siluri che poi da qua poi è difficile la prospettiva, però sembra abbastanza centrato Meret come posizione, non mi sembra defilato sulla destra. No, ma secondo me è proprio l'esplosività. Attenzione qua, io sono fuori dalla diatriba Vate resto del mondo, cioè, la trovo velenosa, stucchevole, che non ha senso, che a volte lo si deve difendere a partito preso, attaccare a partito preso. È solo un commento tecnico sull'azione, però Meret non gioca da tante settimane, poi lo vedremo lo spiegino. Ti dicevo, Vale, è come se noi fossimo una ditta di traslochi, io e te. No, sei sparito, io voglio vedere te che sei più bello di me. E facciamo questo trasloco alla vecchia maniera, a mano, neanche con le scale mobili. Eravamo in 8 e dobbiamo traslocare dei mobili in un'altra villa, poi rimaniamo in 4, ci metteremo più tempo, ci stancheremo di più e rischiamo di farci male, perché i mobili pesano di più solo in 4 rispetto a 8. Poi io mi faccio male e vi devo portare a 3 l'armadio.
Cioè il problema del Napoli, che è un problema, io lo lanciavo, non è questione, ragazzi, cerchiamo di essere seri di un canale ridicolo. Io continuo a non credere che se una persona si siede su un divano in un posto, qua si può dire piuttosto che un altro, o mettere una maglietta che non si lava mai perché quel giorno aveva vinto, io influisco con la mia posizione sul divano o la maglietta per il risultato di una partita. Sarò io sbagliato, però ho detto rispetto chi crede a queste cose. Credo un po' di più allo studio della vita, dei numeri, poi c'è un elemento di fortuna, però su 38 partite, oggi per esempio la Juve ha preso una traversa, un incrocio dei pali, no? Quello è un elemento sfortunato. Quando tu sei un certo tipo di giocatore che si può allenare in un certo modo, un certo tipo di strutture, che ha un certo numero costante e numeroso di partite ad alto livello, è più facile immaginare che poi un certo tipo di gol, scusate per la ripetizione di questa parola, arrivano più facilmente. Noi sono tante partite che stanno mancando tanti giocatori, di cui almeno 3-4 titolarissimi. Guida, hai fatto fuori Lang? Sì, Lang, prego? Sì, anche Lang. No, dico, l'hai fatto fuori qua. No, ormai non lo posso più considerare, è un fatto statistico. No, però Lucca c'è, perché Lang non c'è? Lang, quando l'ho fatto non è rimasto sì, non lo devo. Ah, no, perché Valerio non ha saltato partite per infortunio. Ah, ok, quindi questi sono Lucca, tutti. no, e Lucca io non lo posso portare più in percentuale. Non so, il Napoli ha giocato 32 partite, quindi devi fare 30, adesso lo devi fare diviso le partite che lui ha giocato, perché non ne giocherà più nel Napoli. Devi essere scientifico quando fai. Come Mazzocchi, io scrivo non in lista, la percentuale è diversa, perché tu dici ha fatto una partita come McTominay, qualcuno potrebbe dire Guido, ma perché hai sbagliato 3-12? No, perché io non considero le 7 partite che ha disputato il Napoli in Champions, perché non in lista e non sarebbe corretto considerarlo fuori. Ok, quindi questa non è la rosa del Napoli, perché prima a Chitto pensavo, Sì, visto che sono tutti, pensavo fosse la rosa del Napoli. No, questi sono quelli che sono stati infortunati. Sì, quindi Lang non compare nella lista. Le partite che hanno saltato per infortunio. Infatti oggi non considero Ambrosino Marianucci per infortunio, perché è per scelta disciplinare. Questa storia me l'hanno chiesta, Guido, io devo capire perché non. No, fatemi dire due cose e poi mi lascio veramente spazio alle domande. Voglio fare, non serve a niente, poi sono uno sconosciuto in mezzo, un'attestazione di massima stima all'assessore di Bergamo, la dottoressa Marcella Messina, che ha scritto una bellissima lettera aperta in occasione dell'atto vandalico del furto, distruzione dell'albero regalato alla città di Bilbao a Bergamo. Così si fanno dei passi avanti nel rendere lo sport di nuovo un'esperienza, per quanto contrapposta da tifoserie diversa, ma condivisa, che unisce i popoli. Senza se, senza ma, senza retorica, tra l'altro con un passaggio dove diceva finiamola con questa storia di 4 scemi, che sono 4 scemi, quindi mio personalissimo appoggio e considerazione di stima professionale umana. E voglio fare un personale, come lo sapete, attestazione di stima a Valerio, che sarà stato accusato, che tra l'altro lui non ha il tesserino da giornalista, ce l'ho io, per come lui prima di me, lui ha saputo prima di me, ha affrontato la questione del tendine di Achille, anche perché lì ci potranno essere delle situazioni molto delicate in campo, non solo assicurativo, di eventuali rivalse. Ci sono molti modi di affrontare la vita, io ve lo dico sempre, poi chiudo, non sono maestro di nulla, però un maestro di un giornalismo tra l'altro serio, di territori di guerra, di fotografia sociale, mi disse questa cosa, che io ve la ripeto sempre, che poi puoi fare tutti i corsi di deontologia del mondo e noi siamo obbligati a farli, anche se qua dovrei aprire una parentesi, però c'è una grande sola vera regola nel giornalismo, è fatta salva la dignità dell'individuo, e con questo chiuso. Dopo il patto spogliatoio facciamo il patto con l'ASL. Guido, sì. tra un po' uscirà il patto Champions, no? L'articolo, cioè il patto per la Champions, per non perdere almeno la Champions nello spogliatoio. Io detto, sentirete di nuovo parlare di stadio, di centro sportivo, quando vai in Napoli in crisi viene ripresa poi sempre questa
favoletta, adesso si accelera sullo stadio, sul centro sportivo. Allora, domande sparse tra quelle che sono arrivate prima in live, alcune non hanno risposta da parte mia, se tu ti sei fatto un'idea. Marianucci Ambrosino, cioè che succede? Erano due giocatori in uscita, ok? Ci avevano fatto sapere che doveva andare Marianucci alla Cremonese, Ambrosino al Venezia. Credo che il Napoli abbia rallentato queste uscite perché se non hai 11 giocatori da mandare in campo ti vuoi tenere almeno la possibilità di. Dopodiché che c'è stata? C'è stata una Quello che protesta ufficiale? quello che posso dirti io, perché e tra l'altro non è nulla che nessuno di voi già non sa, perché è l'unica cosa che ho sentito e visto è la famosa, anzi le famose, perché mica ne è una sola, interviste sbottate del pluri-super procuratore. Tra l'altro lui, se andiamo a vedere il roster dei suoi assistiti, al massimo ha 2 assistiti in alcune squadre, solo nel Napoli ne ha 5, considerando i 3 del Cagliari, che sono tutti ex giocatori del Napoli, no? Questo dovrebbe far riflettere, perché è un tema. Se ne hai 2 del Milan, 2 del Cagliari, 2 della Cremonese, uno qui lì, e 5 del Napoli, e 3 che sono passati al Cagliari erano del Napoli, no? È un tema, prima cosa. Se loro hanno protestato con l'allenatore, devi credere a un sito, devi credere all'altro, quindi vi direi quello che potete leggere in qualunque situazione da soli, e non mi voglio fare un'opinione, nel senso che sarei condizionato da qualcosa che non ho visto, non ho sentito. Quello che invece io posso dire è che Conte non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Io posso confessarvi che in questi mesi, lunghi mesi, io mi sono sentito, non te l'ho mai voluto dire, sempre più come Fantozzi. Ed è una situazione bellissima, geniale, il personaggio inventato da Paolo Villaggio. Mi riferisco al terzo film, il primo di Neri Parenti, no? Mo santa la virtù della Sicilia, quindi non tocchiamo la Sicilia come persona e come regione, perché la famosa scena di Fantozzi, che lui si finge ammalato, aspetta che la moglie esca di casa e ovunque trova cassetti grandi, piccoli, tiretti, ribaltine, eccetera, trova il pane e gli viene un bellissimo sospetto. Ecco, io per 6 mesi, appena abbiamo ingaggiato Garcia, a quando è stato poi ingaggiato Mazzarri, poi Calzona, fino alla fine dell'esperienza con Calzona, io ho sentito per 6 mesi ovunque, qualunque collega, dal più giovane al più anziano, Conte, c'è un solo nome, Conte. Napoli deve prendere Conte. Qua vi dico io, Conte la soluzione. De Laurentiis adesso deve prendere Conte, ok, come se fosse l'unico allenatore nell'universo. Conte. A me, figurati. Prendiamo Conte. Io avevo la mia opinione che non piaceva, e ho continuato a mantenere. Una volta che Conte è l'allenatore del Napoli, va bene. Però poi bisogna essere coerenti, perché Conte e noi ci siamo dovuti sentire gli allenamenti, finalmente si allenano, non come Garcia, abbiamo cacciato Rognoni, quello che c'è, Calzona, perché lo stesso procuratore che ha sbottato con Conte ha insultato Garcia e disse che Calzona non era manco un maestro delle elementari. Come no? Allora la gente se lo dimentica. Conte adesso ha preso un professore all'università, Conte entra nella testa dei ragazzi, Conte. E io mi sentivo Fantozzi. E io non ve l'ho mai voluto dire, perché io in questi mesi mi alzavo dal letto, andavo in bagno, Conte. Aprivo il frigorifero, Conte. Mi mettevo una camicia dall'armadio, Conte. È stato un Conte continuo, per dire. Mentre e poi bisogna essere coerenti, perché non può funzionare che 5 mesi fa il vomito, gli allenamenti da Marini, e adesso quegli allenamenti sono tutti sbagliati. Cioè, pensavo intendessi il vomero. No, il vomero. Mentre io una volta ingaggiato Conte, poi per dire, io ragiono sempre in termini più generali per poi arrivare al puntuale, la gente si sofferma sulla minchiata che quello ha messo il like sul post di Instagram e quello diventa tutto l'argomento. Va bene, io accetto. Cosa mi sarei aspettato dall'ingaggio di Conte quando è stato ingaggiato? Che i costi di esercizio salgono, perché è un allenatore che costa di più col suo staff, salgono perché pretende giocatori di buon livello, sia tecnico che tattico, che hanno esperienza, quindi anche più là con gli anni, e non scartine,
mi sarei aspettato, e qui arriviamo a uno dei punti dolenti, Conte, aprivi il frigorifero, che è un allenatore molto impegnativo da gestire da un punto di vista mediatico. E quindi noi abbiamo una struttura che fa un cambio di passo per gestire un allenatore diverso, non lo sto criticando o esaltando, ladri di merendine, mangiatori di merendine, che poi dice Valerio Fudi è troppo filo aziendalista, un po' concentrati, si tratta di analizzare. Guido il suo carattere, con l'altro non carattere, ci sono persone che sono molto permalose, devono essere, c'è uno che è più timido, uno più superante, ognuno ha il suo carattere, quindi non possiamo essere trattati allo stesso modo. Mi sarei aspettato che è molto difficile mantenerlo per più di 2 anni su una panchina, e mi sarei aspettato che questo uno che vince e non ti fa aspettare 8 anni per vincere. Analizziamo il primo anno. I costi di esercizio sono saliti. È coerente con il suo percorso professionale. Domani mattina Conte va a allenare Manchester United e cambia la sua filosofia aziendale, lo può fare, non è che Guido è cretino, però fino adesso questa cosa si è mantenuta coerentemente col suo percorso professionale. Un certo tipo di giocatori, e Lukaku, McTominay, che non hanno 22 anni, però poi sarà lo scarto nel Manchester United, però meglio lo scarto nel Manchester United, nel Real Madrid come Caillon, che lo scarto dell'Udinese. Vabbè. Che è difficile da gestire a livello mediatico. Ce ne siamo dimenticati l'anno scorso dopo l'abbandono di Kvaratskhelia o altre situazioni. È ovvio, se la tua metodologia è non fare conferenza stampa, 2 domande, già una, come si chiama, non cambia nulla per nulla, il presidente ci vuole vedere, va bene, lo puoi fare, però ovviamente vedi quest'anno ha parlato una sola volta Marotta e stanno succedendo delle cose, Conte è costretto a censurarsi davanti a situazioni imbarazzanti, perché la situazione di oggi è imbarazzante non solo per la metodica ma per le stesse persone. Cioè tu hai la stessa persona di Napoli-Verona, guarda, non è complottismo, è che qualcuno prima o poi ci dovrà dire che significa, santo uomo il professor Guido Clemente di San Luca, che poi il Vate sfotte, che cacchio significa a livello disciplinare degli arbitri in italiano che ha l'evidente errore, spiegatecelo. Perché significa qualunque cosa, alla fine. Perché poi lì il Vanelli dice oh no, qua vedete non poteva intervenire, poi la volta dopo interviene per la stessa situazione e si arrampicano sugli specchi. Allora io ormai accettiamo le situazioni diverse, accettiamo le situazioni, la finanza creativa abbiamo dovuto accettare con i fallimenti anche dagli arbitraggi creativi, almeno in italiano. Se qualcuno perché in italiano uno dice quella si casa, quella sedia, quella è penna, almeno la gente sa quella è la penna e non la confonde con una casa, con la penna si scrive, con la casa ci abiti. Chiaro ed evidente errore. Che significa? No, ti fa ridere, però io non ti so più. È così. Quindi Conte, l'abbiamo accettato perché quando ripeti una cosa per 500 volte è 11 diventa 11 esatto, e mi diventa la norma. Dici che lui vince, lui ha vinto il primo anno, quindi è coerente con la se tu vedi tutta la Conte deve prendere Conte, era legata a slogan, a spot che adesso ti stai contraddicendo e sono gli spot per cui dovevi prendere Conte, non vanno più bene per Conte. Assurdo. No, piuttosto che interrogarsi su il vero punto. Questa società, e riarriviamo allo Juventus Napoli di oggi, il quando, che io dico sempre, ha non tanto la forza economica per prendere Conte, ce l'ha, ma per gestire allenatori come Ancelotti, Conte, Benitez, che necessita non solo di una struttura, di una squadra, di uno staff, di giocatori di un certo livello costantemente, perché la brutta figura, noi siamo un canale ridicolo di persone serie, però non siamo stati noi un anno e mezzo a dire la questione dei sigari e noi ci siamo trovati al 25 gennaio con 13 persone in campo, di cui una da Verona a Napoli sono stati capaci di far prima contratto, visite mediche, foto e allenamento a Nottingham e a Istanbul, e da Verona a Napoli questo è arrivato direttamente in albergo, manco conosce i nomi dei giocatori, oggi l'ha messo in campo e Conte l'ha dovuto dire, oggi ho fatto una ferzatura. Questa cosa è una cosa molto grave, perché
A questo punto bisogna vedere se Conte veramente ha la forza di rilanciare, sto andando avanti, di rilanciare la sfida, o questa è una crepa che poi può mettere in discussione la sua, io vado molto più avanti, la sua permanenza, perché gli stiamo chiedendo, non lo stiamo giustificando per chi non vuole No, capire. è chiaro però. Stiamo cercando di capire. Lui ha Chiaro che sbagliato la mette in tutto, ok, discussione. però ci sono anche delle situazioni oggettive. La situazione oggettiva è che il 25 ottobre, è oggettiva quella, De Bruyne si fa male. È vero che sì, tipo adesso il Napoli circa il rosso, ma qualunque persona, anche un laureando, sa che prima di 4 mesi non torna in campo, e 3 ne sono andati via, 25 Anghissà 2 partite dopo in nazionale si fa male, Gilmour prima, cioè tu alla 11ª giornata avevi 3 centrocampisti che sai benissimo che 3-4 mesi, non di meno. L'altro anno hanno detto Gilmour forse 10 settimane, che significa 11, no. Anghissà, vabbè, a parte adesso un altro problema, ma 3-4 mesi staranno fuori. Il 2 gennaio il Napoli prende un centrocampista, il mercato bloccato, vende Lang, Luca, ma un centrocampista. Ho detto, ma Guido si sono fatti male adesso. Politano, cosa, non il 2 gennaio. Il punto dove noi eravamo deboli era a centrocampo già, ma d'altra parte non avevamo nemmeno preso il vice Anghissà, quindi già c'era un buco strutturale alla fine del cosa mercato. si dice? Conte, io ti devo dire un nome, poi chiamano anche i tifosi Conte, veramente. Che noi eravamo senza il vice Anghissà e il problema l'avevamo messo sotto il tappeto. Poi vediamo come fare quando va a fare la Coppa d'Africa. Qual era la soluzione? Perché io poi me ne ricordo le cose. Gli siti per gli allocchi, anello al naso, Anghissà ha deciso di non andare a fare la Coppa d'Africa. Lo voglio vedere se non andava a fare la Coppa. Loro ci tengono tantissimo i giocatori. Chi l'hai sta cosa? Tutti i siti. No, non me la ricordo nemmeno. Io sì. Perché... Però... Tra l'altro era meglio, cioè sarebbe stato meglio mandare, perché DA ha giocato, durava di me, perché DA per esempio è rientrato però, a giocare. Poi il fatto non c'era la Coppa d'Africa, che in realtà c'era, detto. Però tu anche, invece c'era, facciamo tutti i sequeli che piacciono, tu comunque ne avevi uno in meno perché Elvas ti serviva in avanti e non... Gli stiamo chiedendo la qualunque sto ragazzo e poi non segna da 8 giornate, anche Rinson non segna dal 21 gennaio 2023, me lo sono andato a controllare, mai sia dire, però era più forte di Lozano. Quindi noi avevamo un problema in campagna acquisti, un problema che c'era la Coppa d'Africa, è diventato un super problema di emergenza con 3 fuori il 25 e i primi di novembre, e tu al 25 di gennaio hai 2 centrocampisti e domani col Chelsea avrai 2 centrocampisti e tra l'altro giovane non può essere schierato perché non è in lista, e con la Fiorentina avrai 2 centrocampisti è ovvio che adesso ti serve anche un esterno perché sono fuori Neres, Politano, Lang, Luca è un centrale, quindi ne è arrivato uno, quindi la gente sarà frustrata, scontenta, ma il problema non è nostro. Se noi ci fossimo messi nelle orecchie, oltre che Conti, Sigari, siamo forti, lì potreste venire qui e detto, oltre che dei buffoni poco seri, ci avete preso per i fondelli. La situazione si sapeva. Conte è andato più volte in conferenza, anche Stellini ha detto non solo la società, e solamente lo sanno tutti. E perché hanno detto lo sanno tutti? Perché tu sentivi tante persone che venivano ospitate, quindi se non posso dire quella parola che sennò la sinistra si arrabbia e tu li chiami in quel modo, no, ma il Napoli ha la rosa più forte del campionato, anche più dell'Inter, non ha bisogno di nessuno, adesso stanno tornando, perché deve comprare qualcuno? Allora lo dici per prendere per i fondelli, a noi puoi anche prendere per i fondelli, i tifosi puoi anche prendere per i fondelli, ma mi pare che un addetto ai lavori, uno che allena tutti i giorni, non lo viene a sapere, non li girano, non le scatole, neanche qualcosa di diverso che si inventa le scatole. Quando ogni giorno deve andare in campo di allenamento, c'ha 2 centrocampisti che casomai ti dicono, non lo sappiamo, mister. Come si fa pure a prepararla la partita? Sì, ne metti uno di qua e uno di là. No, devo dire, io incomincio a sentire un indorimento, ma ti devo schierare per forza. No, è veramente impossibile. Il perché la gente dirà, Guido, e non lo sappiamo. Quello che voglio dire è che... La colpa.
è la colpa, io non lo posso sapere. Come fai? Non sono le gambe di quel giocatore che si è fatto male. Quello che sappiamo, che però per un anno e mezzo i metodi di allenamento erano i migliori e quanto era scarso Garcia, meno male che ci siamo tolti Garcia, meno male che ci siamo evitati il fosso con Luis Enrique, eccetera. Facciamo fare un po' di domande perché sennò è un monologo. Sono gli stessi che dicevano senza De Bruyne è meglio così perché Scott torna a fare... Vabbè sì, è chiaro, questo ce l'ho... Intanto oggi Io ci non sono ho state due capito! punizioni, Valerio, dal limite. Luigi non ha capito niente. Noi non no, mo te lo spiego. Però dico, ricordiamo, ci sono due punizioni dal limite, uno che ha battuto Guarda, malissimo. mamma mia. E ti Non lo rendi sapevo. proprio conto il fatto che almeno avevi risolto con De Bruyne che qualcuno ci va su quella Ma palla, poi magari almeno non c'è funziona. il sogno del tifoso, io non dico la speranza Bravo. calcistica, io non voglio dire che fa gol all'incrocio dei piani, però è come il rigore, no? Ne hai visto battere uno, il secondo, al terzo, pure se sono stati 5 minuti e mezzo, lui pure piazza il gol, già non sudavi freddo, almeno avevi la speranza, punizione dal limite, meno che esce. No, La sensazione di la pericolosità. mancanza, sono io che non sono stato chiaro, non solo di coerenza, di conseguenzialità delle analisi che vengono fatte sul calcio. Io non sto accusando nessuno, sto semplicemente mettendo A dietro B, dietro C, dietro D, e invece fai forse A, poi vediamo che cosa ci sta, A e C, ma io avevo detto che mi piaceva più A, e perché mo è C? Semplicemente questo, ho detto, se tu avessi detto che questa è una stagione in costruzione, che il mercato è stato costoso ma è da giudicare, mi ha scritto una persona su un post, forse sono che non è chiaro lì. Ragazzi, quando uno non ha preconcetti, io non posso dire questo è bravo, un fenomeno, questo è un broccolo, lo voglio vedere un anno e mezzo, però sono costretto a intervenire per difendere la community, non per accusare nessuno, difendere la community da strumentalizzazioni, offese, perché poi uno si sente frustrato da risfotto a dire, però ragazzi, un giocatore anche neopromosso può fare il fenomeno. Zola fu preso dalla C, okay. Quindi non è detto. Però se vedi che sta stentando, ricordiamoci che è passato A, da dove è stato preso, abbiamo pazienza. Se tu me lo dipingi subito come un fenomeno, e l'unica ragione per cui è un fenomeno è che è stato pagato tanto, è un argomento fragile. Questo era il senso del mio intervento. Spero adesso di essere... che quando io dico non ho preconcetto né in avere né in dare, né è un bidone, è fortissimo. Poi, dopo un po' di partite, casomai già ti accorgi che è giocatore di pallone, perciò, e uno dice, attenzione, speriamo che non si perdano, perché poi devi avere il carattere, la disciplina, casomai c'è il talento. Quindi il buon senso ci porta a voler aspettare un congruo tempo, questo è il senso dell'intervento. A proposito di mercato, come si sposa l'acquisto a titolo definitivo? Perché ci hanno detto che a titolo definitivo di Giovane col mercato a saldo zero non pesa su questo periodo di bilancio? Perché tanto bisogna vedere quando scatta. Perché non ci hanno spiegato, diciamolo bene, 2 milioni sono la parte fissa, che sono quelli che hai preso per esempio dal prestito di Lang, mentre Lucca c'hai 1 milione in più, per dire, no? Poi ci sono 18 milioni che non paghi adesso, li pagherai a giugno eventualmente. Di bonus, quindi si devono realizzare questi bonus. Non ci hanno nemmeno detto bonus facilmente raggiungibili. C'è molta foschia su come si raggiungono questi bonus, però questo era l'unico modo che aveva il Napoli per sfruttare queste uscite di Lang e di Lucca, che sono, ricordiamo, prestiti con diritto, quindi ce li possiamo ritrovare tranquillamente a Dimaro o a Di Maro l'anno prossimo. No, perché adesso pesa il prestito oneroso e la parte finale di ingaggio da gennaio a che abbiamo. Esatto. Napoli non mette a bilancio, anche perché non sappiamo questi bonus, che sono sempre facilmente che sono presenze, gol, assist, Napoli in Champions, Verona si salva, cioè, quindi come fai a dire se verranno maturati o meno? Questo quindi potrebbero anche non maturarsi e quindi l'hai pagato 2 milioni a fare incredibile. Poi subentrano altre questioni. Però poi ovviamente il Verona non è che ti fa un regalo a te, saranno cose che si possono raggiungere. Poi sul mercato, e apro e chiudo parentesi, ricordate sempre che, oltre che non mi appassiona, se bisogna sempre di mezzo anno in più per me, che non è lentezza, perché a volte
ci beccano, a volte scopri che le cifre erano un po' diverse. Quando ecco, le beh. messi a bilancio ho detto, vabbè, allora, su Lozano ce ne erano raccontate tantissime e poi erano 15 in meno. Su Kim ci hanno Su raccontate King sono tantissimo, raccontate, su Kvara. su Kvara in realtà poi abbiamo scoperto che era in più quanto è stato pagato dal Paris Saint-Germain, quindi Sì. tant'è vero che io vi ho detto, non so se considerarlo, poi se faremo quella famosa puntata 31 o 30 Beckham, prendiamo, visto che ci hanno detto 200 milioni, mettiamo quello 1 milione in più per accontentarci. Però, anche se noi qua parliamo di milioni come se fosse niente. Ma fa tutta la differenza, sperando, cioè spiegando che poi abbiamo questo blog. 1 milione oggi fa tutta la differenza del mondo. Comunque, grazie Guido, il tuo ragionare addolcisce l'amarezza. C'è qualcosa che potrebbe farci vedere un po' di luce all'orizzonte? Beh, c'è una cosa molto importante che poi adesso se De Laurentiis domani si presentasse con Conte in conferenza stampa che ha rinnovato fino al 2028 con opzione per 2029, qua immagino i mangiatori di merendine scadute ci uccideranno. Filo aziendalisti, beh, sarebbe una luce all'orizzonte, perché Conte significa che non rinnova se non sa che c'è una progettualità seria e ci sono le condizioni per poterla portare avanti questa progettualità, perché una volta è festa a Palagiano, si dice in alcune zone della Puglia, cioè una volta mi puoi far festa, 2 no, 3 no, e quindi questa già sarebbe una soluzione di continuità. Significherebbe anche che lui ha la forza, la rabbia, no, invece, per rivincere, non dico l'anno prossimo, fra 2 anni. Questa è una luce all'orizzonte, perché significa che si stanno verificando tutta una serie di garanzie tecnico-tattiche, aziendali, finanziarie, eccetera, che ti possono portare a mantenere una buona competizione ad alti livelli. Questa è una cosa. Altra luce all'orizzonte, che la squadra non, questo lo vedremo non col Chelsea dove buscheremo, con la Fiorentina, che è partita difficilissima. Mi sono segnato un paio di appunti, è la 10ª volta che il Napoli nel campionato affronta una squadra che ha appena perso. Può non significare niente, però è importante, cioè quando tu affronti squadre, soprattutto di media classifica, che hanno la pancia un po' piena e diversa. Il Verona veniva da 2 sconfitte, da una brutta sconfitta in casa, eccetera, e la decimo, anche la Juve aveva appena perso col Cagliari, però è la Juve. Spalletti, come si dice, no? Anche Kill Bill inizia la vendetta, un piatto che va consumato freddo, è un adagio abbastanza semplice. E questo può essere, nel senso, se la squadra reagisce bene, fa 2 vittorie di seguito, un pareggio, perché riprende un po' di dignità in classifica, perché in questo momento è chiaro il Napoli deve difendere l'Europa League. In questo momento il Napoli è fuori dalla Champions League. Non lo dice la classifica, ma lo dice quando io ho visto la partita con l'Inter. Cioè non ha la forza tecnica, mentale. Non sappiamo per quante altre settimane saremo in emergenza, e saranno sempre questi, in attacco, in difesa e a centrocampo. Juve, Inter, Milan stanno lì, te la devi difendere con la Roma che è tosta, dice adesso è un punto più. Io mi sono un po' scocciato di questa gente, ma che sono solo 2 punti, sono 2 punti dall'Inter, sono diventati 9 e sono diventati 3 punti dal Como, che non andrà in Champions League, siamo un po' calmi, però tu c'hai la Roma è tutta la partita e non te la devi tenere accollata alla Roma, perché quindi no, più che altro, guardando la classifica anche prima, è chiaro che almeno non abbiamo l'Atalanta, nel senso che si sono... Queste cose fanno male quando tu sei giovane, l'ho vista quell'immagine, no, storage, ma questa cosa... stai rispondendo, sì, perché non l'avevo letta. No, leggi, no, pensa che siamo un podcast. La domanda di Giuseppe è: oggi ci hanno bevuto anche il caffè in faccia, c'è stata quell'esultanza. Ma è giusto che tu ma questa cosa io quando ero più piccolino, quando cantavano a Scuola di Torino come oggi o Vita Mia, montava una sensazione di rabbia, di frustrazione enorme, poi la saggezza ti porta a maturare. Quella cosa lì la giudico nell'alveo del sano, nella sana rivalità e sfottò, che veramente fa male, tu hai perso, è un tratto caratteristico.
non solo nulla di grave ci sta, cioè la cosa grave è ancora botte, coltelli in mezzo alla strada, sulle autostrade, quelle cose non se ne so più. Più grave è che, per dire una cosa che insomma non è cambiata nonostante gli anni che sono passato, c'è una frase che mi ha sempre fatto sorridere amaro, e qua potrei fare un elenco infinito di colleghi, ma no, la Juve avrebbe vinto lo stesso, non ha bisogno di queste cose, la Juve non ha bisogno, e io pensavo sempre, evidentemente ha bisogno di questi errori. No, fa male, soprattutto se hai 20 anni, 15 anni, 25 anni, mi rendo conto, però bisogna essere sereni, detto, non sono queste le cose che veramente creano attrito, cioè uno deve essere sportivo, sapere accettare anche se è una brutta sconfitta, è il senso dello sport, sapere accettare la sconfitta e vincere con signorilità. Quella cosa non è né un gesto non signorile, non è né un gesto brutto, cafone o poco sportivo come no, quello là lì è goliardico e io lo accetto. Può Cioè, mi essere dà pure che fastidio. non riguardava noi, Può onestamente, darsi, perché sì, poi però- stanno facendo è la seconda coreografia che fanno, che ne avevano fatto anche un'altra sull'altro gol di David. Grazie, ringrazio Carlo, dolcissimo, gentilissimo. E questo, la volevo questa domanda, leggila. Questa qua? Sì. Giudizi su Vergara. Vuoi dirlo prima tu? Scusa, sei il padrone del canale. No, e io mi sono già espresso e non abbiamo fatto altro che... Io non ho fatto altro che ripetere quello che già avevamo accennato Una in volta un mio post amico andò a Copenaghen. vedere Philadelphia, e rispondo subito. Venne da me perché poi io sono considerato il punto di riferimento, questa cosa ti pesa a volte sulle spalle. E io non dico, non ho da insegnare nulla, manco lo dico sempre, il bagno di servizio di casa mia. Gli diedi un suggerimento. Ho detto non leggere mai le critiche. Ma come, tu sei un critico? Non dici leggere, soprattutto prima, e vai più vergine possibile, in modo tale che tu ti potrai godere il film in maniera serena. Se vai con l'aspettativa che il capolavoro che ha cambiato il cinema è un film da 8,5, sarai deluso. Guarda, non è facile trovare film da 8,5. Vergara, dobbiamo capire e metterci d'accordo su che campionato vuole fare il Napoli. Se voi volete fare il campionato per vincere il secondo scudetto, ma è nessuno che non è la strisciata, scordatevi Vergara, perché perdi una marea di punti. Se tu dici io voglio vedere Vergara e accetto anche l'idea che il Napoli possa arrivare quinto, sesto, eccetera, è coerente, perché Vergara, che come disse il napolista, basta con questo fatto che è giovane, pure questa diatriba sugli anni, già però 23 anni, sta facendo vedere delle qualità interessanti e le elenchiamo subito. Innanzitutto sfrontatezza e coraggio, non è coniglio bagnato, buono, molto bene. Tra l'altro mandato in campo in due situazioni di non solo emergenza, di partite difficilissime, Champions League con la Juve a Torino, la 50ª volta che il Napoli perde con la Juve a Torino, è la squadra che ha battuto di più la Juve e il Napoli, quindi non è una novità. Quindi, non abbiamo visto che è un giocatore che è scomparso dal campo, quindi prima qualità caratteriale, bene. Abbiamo visto che dalla tre quarti in su ha due qualità, un buon controllo di palla e sa quello che vuole fare. Poi non sempre ti riesce la giocata. A me non piace il giocatore che fa la scelta sbagliata, non che mi sbaglia il passaggio. Poi è ovvio che preferisco che su 10 passaggi, no? Tu hai visto oggi delle belle azioni, per esempio quell'azione dove hai premiato la sovrapposizione di Lorenzo, peccato, le cose, però dico di azioni del Napoli, è una scelta giusta premiare la sovrapposizione, lui ci è arrivato bene, il cross, hanno anticipato di poco, calcio d'angolo, l'azione è giusta come dal mio punto di vista, sempre dal Svolgimento, mio punto di vista, svolgimento. Quindi tre quarti in su, Vergara mi sembra un giocatore su cui costruire qualcosa. Tre quarti in giù, indisciplinato tatticamente, ci può stare, perché ha pochi minuti in Serie A e va giù con una spallata. Non solo, perché uno potrà vedere Guido, però ha meno chili questo giocatore che ha buttato, non è solo una questione di chili, è una questione di mettere il corpo in un certo modo, no, una cazzimma che dicono a Napoli, di esperienza, è ovvio, non è proprio Mirgherlino, però abbiamo visto che dalla tre quarti in giù o ha perso palla o ha fatto fare fallo. Stranamente dalla tre quarti in su li ha vinti certi contrasti perché ha qualità tecnica.
Quindi Punta sa solo come sul mettere il pallone, il piede vicino al è pallone. campo suo lì, dici lì si Mm. gioca a casa mia, lì ancora non si gioca, non è Callejon, magari uno deve essere. Quindi Vergara io che dico bene, Vedi, però questa poi volendola sposare con l'esperienza per esempio di McTominay, prendo l'esempio esatto. estremo opposto. McTominay quando poi l'hai spostato dietro ha comunque tutto quel bagaglio per fare Ha anche quel formato lavoro. bene. Oggi che era meno brillante, pure lui ha perso i duelli, però uno lo capisce, non perché non lo sa Certo. fare, il coso, è entrato svogliato. Lui stesso ha detto so che significa per i napoletani questa partita, perché non sono dei robot. Lì è proprio, lì paghi l'inesperienza di minuti. E allora lì si tratta. Se io lo voglio vedere sempre in campo, spero così almeno sia chiaro il concetto, devo essere pronto a essere proprio mentalizzato che non è una stagione, se voglio vedere lui, un altro, eccetera, da scudetto, a parte che non lo era, secondo me, ma quello è un'opinione personale, perché puoi perdere dei punti con giocatori che devono fare il loro percorso. A questo punto, per chiudere, la squadra deve lottare. Speriamo che sia uno di quei giocatori che in questa parte della stagione fanno esperienza e tu ti trovi con un upgrade già per la stagione successiva. Visto che l'obiettivo è il quarto posto da lottare con i denti, se il Napoli lotta con i denti, è un obiettivo raggiungibile. Non mai penso, Guido no, ha detto che non andrà. No, ho detto che oggi, se tu abbandoni mentalmente, è ovvio la Roma è più mentalizzata, voglio fare proprio tutti i passaggi come i bambini. Cioè, oggi, se tu continui a non recuperare almeno 2 centrocampisti, e quanto puoi reggere con... Quella è chiaro. questo è il senso. Giudizi su Giovane, io mi sono rifiutato in reaction perché lo dico chiaramente, dice non mettiamoci a giudicare uno che è stato buttato in mezzo senza... È la tagline ormai del canale. Il canale è ridicolo di è persone ridicolo, serie. persone serie, quindi non ci permettiamo, non che ci entra e fa azzardiamo. un gol all'incrocio dei pani 1-1, non abbiamo preso, cioè entra prima, sarei prudente. È ovvio che lì giudichi la gran come ci insegna il maestro Caratelli, no? Ha detto, non è che dice gran gol all'incrocio dei pali, una frustata di collo pieno, eccetera. Però poi è troppo poco, no? Puoi vedere nei meccanismi, ma come fai a giudicare un ragazzo che manco conosce i nomi dei suoi compagni e i meccanismi? Io un pochino mi sono allargato che non ha mantenuto molte palle, cioè nel No, senso no, però il giudizio sulla giocata tecnica, cioè proprio molto perché poi modesto. no, perché poi tatticamente, esatto, perché poi tatticamente è impossibile da inquadrare, non conosce i compagni, non sa cosa vuole Conte, ha giocato nel Verona, quindi tutte altre ambizioni, Vale, altre cose. lo disse, quando lo disse una volta Ha Maestro tenuto Sarri, molti palloni. no, quello Non ha no, ten- lo però- sappiamo, però quando Maestro Sarri una volta disse una cosa e io rispetto a Valerio, sapete, lui è rimasto deluso, a me non aveva mai incantato come uomo e personaggio, ma gli riconosco una conoscenza del calcio magistrale, quindi ci incacchiò una volta in un'intervista, ha detto no, non prendeteci per i fondelli, cioè per quando tu affronti una squadra, in che momento della tua condizione, della sua condizione, in che momento di classifica cambia tutto nel calcio. Entra lui con Napoli-Cremonese 2-0, eccetera, casomai gli esce anche la giocata di tacco, oggi era tutto negativo. Esatto, esattamente. A tutti i fans di Fantozzi come me, lasciate i likes, siamo a metà. Tu pensi che scherzi, ma io veramente mi sentivo nelle orecchie. Conte. Aprivi il cassetto e Sì, usciva Conte. Conte. Oltre ai giocatori che dovevamo assumere a settembre, un contabile anche appena diplomato, che avrebbero avvertito la società che la regola federale ci avrebbe bloccato il mercato. Perché la società parla ora? Adesso sarò più breve negli interventi, lo dico sempre, poi non lo faccio perché ho bisogno di argomentare. Questo è un tema, non del contabile. Conte, ragazzi, sempre allora invece lasciate a me questo incubo di Conte, Fantozzi, 11 finali, ma c'è qualcuno sano di mente che pensa che De Laurentiis, che loro l'hanno votata questa cosa, non lo sapeva da subito. La domanda è perché è intervenuto solo adesso e non si è messo da settembre, che ha chiesto la cosa straordinaria, e se non lo sapeva è ancora più grave, perché come presidente visionario, un contabile, sulla questione contabile poi, a parte che Chiavelli è una persona di grande esperienza nel suo settore e anche molto severo,
perché è uno che gli fa quadrare bene i conti. Conte. Conte. Questo l'interrogativo è questo. Perché così tardi? Perché si pensava di essere in una posizione diversa? Non lo so. Io qua posso lanciare solo una domanda. E l'altra domanda è: chi sta sostituendo tutto lo staff di scouting del Napoli? Perché Giuntoli era un pirla, è tutta Conte. No, fanno tutti il lavoro, lo faceva Micheli, Pompeo, Mantovani, si sono andati via tutti. Io voglio sapere adesso chi è, solo Manna e poi... Immagina se Micheli si va a vincere una Champions League con l'Arsenal. Ah, beh, noi come siamo? Noi... Per Guido, un'eventuale non qualificazione in Champions League avrebbe conseguenze negative sul bilancio per l'anno prossimo a causa degli introiti mancanti, dato che l'Europa League è meno remunerativa? Certo, con una piccola differenza, cioè a livello assoluto... Questo sarebbe però in 2 anni, no? Sì. Perché adesso per l'anno prossimo noi calcoleremo il fatturato della Champions che abbiamo giocato quest'anno. Circa 40, se poi vediamo quanti punti facciamo, perché poi la famosa ranking che non interessa a nessuno là, però è anche corrispettivo di quante tu partite vinci, no? E vinci, sono soldi, marker pursi, insomma, poi lo spiegheremo un giorno, perché poi dicono 80 milioni, 50 milioni, poi a fine anno vedi distribuiti, l'Inter tantissimo e tu di meno, dice, perché? No, non può, allora rispondo, certo che avrà elementi negativi, uno di questi potrebbe essere la non possibilità di riscattare Højlund, che non è un riscatto obbligatorio come Vajna, Milinkovic, Savic e Lucca, legati al punteggio del campionato. Un mancato rafforzamento della rosa fa sì che la forbice di competitività con le tre e forse anche la Roma si allarga a loro favore e a nostro sfavore, quindi è fondamentale entrare per continuare a rafforzare la squadra e mantenersi competitivi per continuare a essere competitivi, perché la gente sembra quasi che risparmia lui quando sente ha risparmiato qua De Laurentiis, poi li devi vedere in campo, è importante che i giocatori, perciò dico, a me interessa meno like, meno social e più giocatori che non sbagliano gli stop, però questo forse è un calcio vecchio maniera, però poi alla fine quella è la cosa importante. 2,8 a vittoria, 900.000 per i Parigi in Champions mediamente. Esatto, e quindi una vittoria non è, dice tanto sei già qualificato, no, l'Arsenal se vince, l'Arsenal è già primo, no? È già qualificato, sta nelle prime 8, però se vince sono altri 2 milioni e 8, e non solo, poi c'è tutto un sistema che quel ranking ti torna nel calcolo di altre cose, cioè, quindi in realtà più vinci e più guadagni. Romano dice arriverà sicuramente un esterno d'attacco, il Napoli sta lavorando anche per un terzino destro, Guanlu probabile, più lontano Fortini. Il 2 febbraio, quando hai già perso con la Juve, mi raccomando. Vabbè, e io veramente non mi appassiona non lo so. Il calciomercato, ragazzi. Romano dice, a me appassiona che oggi non volevo perdere, perché tanto tenevi la Juve a meno 4, che arriva il 2 febbraio. Recap delle ultime 5. Juve, Roma e Como 10 punti, Milan 9 punti, Napoli 6 punti e ci aggiungiamo Atalanta 13 punti. A me preoccupa quella che fa ridere i mangiatori di merendine scadute, però non tutti avevano un papà severo che il sabato o ti faceva sviluppare le fotografie o dovevi fare le equazioni di matematica pure se stai alle scuole medie, che vabbè, questa è una matematica spicciola, è pura aritmetica da scuole elementari, attenzione. È che l'Atalanta nel girone di ritorno è più 2, l'Inter più 4, ed è tanto più 4 in sole 3 partite, la Juve a 0, la Lazio meno 2, il Milan a meno 4, al pelaggio di oggi, e il Napoli a meno 5, la Roma più 4. Ecco perché io oggi mi sono sbilanciato, sono molto preoccupato in chiave Champions, perché la famosa, cioè tu le prossime partite le vinci tutte e stai sempre a meno 5, poi affronti il Verona. Cioè, se tu stai a tanto meno della classifica Guido, la gente poi pensa alle 11 finali. Se tu arrivi a meno 7, se poi le ultime partite, anche se hai delle partite dove recuperi, no? Ma non potrai più recuperare e arrivare a 0. Bisogna vedere le altre quanto, perché tu parti da un certo vantaggio, no? Essendo arrivato terzo. Però in questo momento ci sono delle squadre come la Roma e la Juve che erano sotto di te che stanno andando un po' più veloce nel girone di ritorno e noi parecchio più lenti. Con la Fiorentina è ovvio che devi vincere, perché non solo hai vinto l'andata, poi dopo la sconfitta, però non hai fatto nulla.
ed è pesante, ha detto. Quindi questa è la cosa che mi interessa di più. Poi l'andamento è ovvio, l'Atalanta è cambiata totalmente da quando c'è Paladino, ragazzo serissimo, ma è cambiato proprio totalmente come passo e dobbiamo ringraziare che loro hanno tenuto troppo poco Juric, altrimenti avrebbero qualche punto in più. La Roma sta facendo il suo campionato costantissimo, quindi non la smuove, sta sempre lì. Io ho detto in chiave scudetto non l'ho mai considerata, però in chiave Champions e dall'anno scorso, dai 46 punti del girone dell'anno scorso, che ho detto Houston, se non la consideriamo avete un problema, io la considero. Ascoltiamo anche i finali dei vocali perché sennò mi dispiace. Come no? Carissimi ed esimi amici bellini, buonasera. Buonasera a tutti da Torino. Qua ci sono i fuochi artificiali, hanno fatto la Ah, proprio, ehi Pino, sta proprio a Torino, mannaggia. vittoria dell'anno. Dai, parliamoci chiaro, io non ho assolutamente intenzione di dare addosso alla squadra, anzi voglio fare i miei complimenti ai ragazzi per aver fatto la partita che hanno fatto. Hanno cercato di dar testa a una Juventus in palla, super in forma, in casa loro, che per noi è un campo maledetto. Quindi sono contento. Mi dispiace per il 3-0, ma 2 gol secondo me la colpa gli ha il portiere. Brutto rientro di Meret, pazienza. Si lamentano di Savic, ma non lo so. Che dire, sono contento del rientro di Lukaku, veramente contento. Speriamo che ci dia una mano di questo giovane, non ne ho idea. Quindi abbiamo superato il minuto, vi saluto tutti quanti, forza Napoli, non diamoci addosso, tutti uniti, ci vediamo in Champions. Speriamo in un colpo grosso. C'è una chiosa. Scusa Valerio, un'ultima cosa. Guai a chi tocca Juan Jesus, Ha fatto un piccolo errore, va bene. Guai a chi mi tocca Juan Jesus. Vi ha salvato il CULO per tutto il campionato. Se fa un errore, gli va dato buono. Come fa l'errore Oilund non gli si dice nulla. Anche al nostro carissimo JJ, ok? Buona serata. Scusa Valerio. È corretto. Oggi aveva fatto un partitone. Chiusura, Io basta, vabbè, poi è il mio giudizio, ovviamente non è la Bibbia, però riguardando la mia reaction quando la vado poi ad editare, bravo Juan Jesus, meno male Juan Jesus, cioè se contate le volte in cui dico queste cose di Juan Jesus e poi dico Juan Jesus, ha un carattere, sì, ma lo sappiamo, è un errore marchiano, ma non ci preoccupa. E invece è una soluzione, parlando di campo, molto interessante. Perché niente di geniale, ragazzi. Perché è interessante? Hai visto che è cresciuta ed è stata meno incerta, sarà un po' per la condizione, un po' per la posizione, un po' per la sicurezza del compagno, la prestazione di Buongiorno. Perché tutti i colleghi davano come centrale Buongiorno e Juan Jesus spostato. Esatto. Ovviamente Conte ha voluto difendere, puntare su Juan Jesus, gli dava più garanzie. È un errore marchiano, veramente peccato, perché poi è proprio una leggerezza quella lì, poi una leggerezza che ti costa il gol, perché a questi livelli basta pochissimo, sia chiaro. Però poi in realtà la difesa ha preso un gol scemo, il primo, tra l'altro Guiterres ha difficoltà su quella fascia, ed ha preso un gol sempre per e noi non abbiamo una grande fisicità, che se ne dica. Quando la palla incomincia a essere in aria, bandozzolante, cose, eccetera, eccetera, quante volte abbiamo visto che il Napoli non ha la forza di rinviare, no? E anche Spinazzola, che non era in palla forte, no? Si è fatto mettere il corpo davanti. Sono sbavature che con un Napoli in forma, con lo Spinazzola, vi ricordate quando lasciava i solchi sul prato? Detto, io sono d'accordo col vocale di assoluto, non da tifosotto, dell'assoluto buonsenso, perché le partite bisogna guardare, dell'amico Bellino. Abbiamo perso male 3-0, sono sbavature, ma non per svogliatezza, non perché la squadra è entrata paurosa o sconfitta. La squadra oggi questo poteva dare e va supportata. Guido dice Guido poteva dare, ma non era sufficiente, e lo sappiamo, che eravamo preoccupati. Io ve l'ho detto dopo l'Inter, ho detto Quindi col Chelsea perdiamo. Guido, posso giocarmi la casa? Io non gioco mai. Io oggi col mio amico pittore, lui manco la colazione, perché lui aveva detto Napoli 1-1, ho detto perdiamo 3-0, quindi non ho voluto scommettere, ho detto non ho avuto il coraggio, perché ha 2 colazioni da pagarmi. Io al massimo che ci scommettiamo chi paga la colazione all'altro. Mi hai fatto venire un'idea. Chiudo, è un modo per stare insieme con gli amici. Era un modo per stare insieme. Io se apro veramente il secondo canale per fare il fantacalcio estremo, si chiamerà Molo me la inventa adesso, il fantacalcio estremo. Chiamo Guido, mi faccio fare dei vocali
Il mio amico interista si compra le cose sintetici. per regali alle figlie, perché dice che fa l'Inter, lui sì, perché io dico no, oggi l'Inter vince. E che fa? Mi ha fatto, sai dove Fa da dove ha calcio a qui. scommesso? Sulle squadre dell'NFL. Un giorno mi chiama e ci siamo messi a fare tutti i calcoli. Lui non era d'accordo perché per con l'NFL lui dice di essere più esperto, io più dell'NBA, però le ho beccate tutte. Come vi sto dicendo che i Lakers massimo il secondo turno 4-1. Angela pure ci è rimasta male, che hanno raccontato le baggianate, ma King Kevin non doveva tornare a breve. Ne abbiamo parlato ampiamente. Ascoltiamo Giovanni. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Beh, che dire, ci siamo fatti male da soli su tutti e tre i gol, forse il terzo meno, ma sul primo e sul secondo male male. Da una parte sono contento perché se stasera ci fosse stata la reazione, la partita di Copenaghen mi avrebbe dato ancora più fastidio, ma vabbè, non ci sono speranze quest'anno. Siamo stanchi, troppo complicati quando cerchiamo le trame, poco cattivi, senza costrutto su tante azioni di gioco. Poi io non continuo a capire Gutierrez a destra, non ci posso fare niente. L'unica nota positiva è che stiamo scoprendo che Tonino Vergara può giocare a questi livelli, è ancora un po' leggerino ma ci sta, anche come qualità. E niente, altra buona nota è che è rientrato Lukaku, poi basta, per la corsa Champions si fa ancora più difficile. Mi pare corretto. Io però non mi farei troppe aspettative su Lukaku. Vabbè, ma io Conte l'ha è detto, la lo conosce disperazione. meglio delle sue Bravo. tasche. No, non è. Allora, ragazzi, chi segue, ve lo chiedo, io non chiedo mai favori, non è brutto dire come favore personale. Provate a credermi. Nessuna pessimismo, come qualcuno scrive, gettatore, scaramanzia, cretinate varie, siamo un canale ridicolo, però serio. Non solo buonsenso, il percorso di Lukaku, le volte che si è infortunato, l'età, l'allenatore, e anche il buonsenso del calcio di quanto tempo serve. Questo non significa che non va bene un bidone, cioè serviranno tante settimane dove noi abbiamo un problema, ed è sempre quello che tra l'altro questo ottimo vocale dell'amico Bellino ha evidenziato. Se il Napoli fosse a pieno organico e quindi con una certa qualità delle azioni, numerosità delle azioni, velocità delle azioni, è più facile per Lukaku, no? Inserirsi, ma se l'azione è difficoltosa, sei lento, ti chiudono, perché comunque sei in una situazione di emergenza, ripetiamo sempre le stesse cose, e quindi giochi molti più palloni spalle alla porta, in uno contro uno, perché non hai l'appoggio, noi ci mancano tutte le ali, beh, è più difficile, oltre che il tempo che ti serve proprio fisicamente, perché sono tutte partite in emergenza. E lo sappiamo che va male, lo stiamo dicendo, cioè, amici, leggi la domanda Valerio, perché sennò non è un podcast. Perché come io avevo avuto la perplessità già nella partita di Coppa, io sto cercando, vedi, l'esercizio che fa Marsh, che dice come interpreto Gutierrez a testa. Conte non vuole toccare l'asse Spinazzola-Elmas, che ha portato un paio di gol tutti uguali. Lo ripetiamo, Elmas che viene dentro, si porta un braccetto, libera quello spazio per Spinazzola che può trovare Oil. Possono essere due cose. Un amico qualche decina di minuti fa chiedeva a me, e adesso ne aggiungo un terzo allora, di orizzonte positivo. Certe cose escono alla distanza. Se noi lottiamo per vincere per la Coppa Italia, noi ci andiamo in Champions. L'obiettivo, ve lo sto dicendo, vedete da quante settimane, non è solo lo sfizio della Coppa Italia, ci serve una competizione con un obiettivo vincente, ed è la Coppa Italia, perché non può essere. Quell'obiettivo vincente ti fa mantenere una concentrazione sul campionato vincente, perché tu non abbandoni, perché poi alla fine sì, sono partite 11 finali eccetera, però un modo di dire, invece tu hai... Sai che questo è quello che potrebbe essere successo a Bologna? Questo è. E finisco, dice, dov'è l'orizzonte? E torno alla domanda, che è anche un orizzonte qualitativo dei ragazzi. Io questa situazione non la posso tamponare, sto malissimo, perché dove mi giro e non c'è nessuno. Manco più Starace, perché fanno la gag, cioè proprio manco Starace che sta in pensione.
provo a puntellare con non certezze, con quelle poche cose là, dice, almeno qui non snaturo 4 giocatori, 2 li lascio sperando che qualcosa mi buoni. Lui farà tante prestazioni sbagliate e prenderà 4, la gente dirà non sei buono, non sei buono, non sei buono, ma potrebbe essere che stanno facendo un gran lavoro settimanale sul ragazzo che quando tornerà nella sua fascia sarà in maggiore confidenza, ma poi può diventare una sorta di Sai che poteva giocare su entrambe le sale. Cioè questa situazione di emergenza non solo la stanno gestendo, potrebbe essere Detto, non è gestendo, un stanno grande... No, affogando. no, voglio dire, prendendo i Sai non è un grandissimo augurio per No, Gutierrez, no, però... no, no, perché lui ha rilasciato un'intervista che mi fa pensare, ha detto, mi stanno dicendo che devo allenarmi anche con l'altro piede. Quindi, se uno la guarda in maniera... Spero, questa è una sensazione, amiche, non è così, guida così, stracciamo patentini. No? E quindi questa cosa la possiamo vedere alla distanza. È un sacrificio che in queste partite ci costa punti, che potrebbe tornarci come qualità nella stagione a venire. Potrebbe essere... Intanto sicuramente mettere una pezza, non a colori perché è proprio una pezza anche bucata. Però può essere anche il fatto detto lui mi ha detto che vuole provare a sacrificarsi e lanciarsi questa sfida tecnica. È ovvio che si trova a disagio. Esatto, e poi immagino proprio per struttura e per il fatto che sia mancino cercare di sostituire quello che hai perso con Politano con un giocatore che potrebbe in teoria fare le stesse cose, perché Gutierrez comunque spunto, confidenza col pallone ce l'ha, però serve del tempo perché non l'ha mai fatto e quindi potrebbe crescere. Secondo me è leggermente in crescita rispetto a Copenaghen dove proprio era pesce fuor d'acqua, leggermente in crescita l'ho visto, lo voglio rivedere? No. Questo per essere proprio chiarissimo. Ma io speravo che tornasse per la Juve anche prima, almeno anche chissà, per poter avere Elmas in posizioni un po' diverse, avere uno ci serviva, a parte che anche sa, un giocatore favoloso, cioè, almeno quello, perché lo so, De Bruyne e Gilmour tempi lunghi. Sperando, Guido, ricordiamolo che Anghissà torni come deve tornare, nel senso che noi ce lo ricordiamo. Abbiamo letto che forse si opera di ernia del disco, abbiamo letto, non è che lì Messica, che non c'entra niente con gli allenamenti di Conte. Poi quando le annate sono storte, vocale. Vocale, dove fa? Aspetta. Buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Allora, cercherò di essere stringato. I primi 5-10 minuti il Napoli, secondo me era muscio, non aveva ancora sviluppato una trama di gioco. La Juve molto meglio. Poi dopo siamo svegliati, poi che dire, sul gol subito c'era quel fallo? Sì, no? Boh, chi lo sa. Comunque, quello che secondo me ci ha ammazzato è stato il rigore non dato. Ah, fermo perché non ne abbiamo parlato. Di Lorenzo, spinta dietro Thuram, sì, no, qualcosina, almeno protestare anche se non era fallo. Tanto queste cose non ce le stanno fischiando. Oggi c'è rassegnazione. Oggi ho trovato non solo molto onesto, ma anche in solitudine, e questo va rimarcato perché è più difficile, Stramaccioni. Ricordo, io non ho nessuna forma televisiva. No, dico raccontamelo perché non ho proprio idea. Abbiamo regalato io e mio fratello l'abbonamento a mio padre, quindi siamo regolarmente possessori, nessun pezzotto, nessuna cosa, eccetera, eccetera. Quindi da zona oggi la telecronaca è di Parlo Stramaccioni. E lui ha preso delle posizioni molto serene, ma senza retorica e giri di parole. Sul rigore, lui la pensa in maniera diversa da me. Per lui erano tutti e 2 rigori. Per me 2 rigori si annullano, e quindi non è rigore. No, lui ha detto che alcune chiamate sul Vergara, eccetera, erano leggerine, che ha detto non è proprio fallo questo. Ha detto però sulla Juve quella stessa cosa dei fischiate, eccetera, lì. Ci sono state delle interpretazioni nel corso della partita diametralmente opposte e dobbiamo dire, visto che poi alcuni napoletani piangono, la telecronaca sempre contro il Napoli, sempre contro il Napoli, io qua non l'ho trovata né contro né pro. Prende per il collo un giocatore, cioè io non vorrei, comunque quello che a me dà fastidio, per me possono vincere tutti gli scudetti, quest'anno gli darei 2 all'Inter, 4 alla Juve, 1 al Milan, così non piangono loro, e essere preso per i fondelli dagli arbitri e ex arbitri. Che significa, mi devi dire in italiano di nuovo, non era in possesso del pallone.
No, me lo devi spiegare in italiano, perché io ho fatto il classico all'università, ma sono ignorante. No, perché siccome non eri in possesso del pallone, grazie che non è in possesso lo prendi per il collo, non riesci ad arrivare in possesso del pallone. Quindi, di nuovo, solo se tu stai giocando, ma allora quel tipo di azione Vuol dire che è legalizzata. No, ma guarda, se tu ci pensi, è una presa per i fondelli quando io ti dico ci mette. Perché allora solo le azioni, quando un giocatore è palla al piede, se c'è un cross, un calcio d'angolo, un qualcosa, un passaggio, no, metti che io ti sto passando la palla, no? La classica azione, il portiere esce nell'area piccola e tu devi fare solo il tapino e io ti blocco e non ti. Non è in tu possesso non sei in possesso del pallone. E quello dice: ma Valerio non è in possesso in palla? Sì, ma io l'ho fermato al punto tale che lui non è riuscito a fare il tapino. Ma tu ti rendi conto che cosa siamo costretti ad ascoltare? Delle bestialità in italiano. In italiano, vincere quello che volete. Io non accetto più. Non mi interessa essere il tifosotto, lascia gli altri, non c'è ma io dico l'italiano. È ovvio, quel tipo di azione lui non è ancora in possesso del pallone, non lo è perché lo prende per il collo. Quel Mazzoleni là non è l'ex arbitro che conosciamo No, noi. no. Siamo precisi così. Finiamo d'ora. Ad Oilund. Non ho capito ad un certo punto la sostituzione di Elmas. Sì, ho capito, forse vuoi risparmiarlo contro il Chelsea, però era l'unico che stava cercando di mettere le pezze a centrocampo, a mio avviso. Ah, questa è un'altra lettura. Scusa, Tore, se ti blocco, perché sono tutti spunti in modo tale che dividiamo il vocale, però almeno sono tutti spunti in più per noi. Anche il togliere Elmas, magari anche in prospettiva Champions. Io ve l'ho scritto durante la partita, ho detto qua a culo si vince o concediamo il centrocampo alla Juve. Parlando di campo, perché era l'unico che stavo provando, infatti era costretto ad accentrarsi perché aveva visto McTominay e la Bocca sempre un po' di ritardo. Poi la Juve fisicamente stava meglio, non è una grande squadra, non ha tutta questa qualità, però Thuram, Locatelli oggi avevano più gamba di noi. Altro proseguimento vocale. McTominay forse un po' troppo lezioso, ma probabilmente lui sentiva la necessità di voler cercare qualcosa di particolare per sbaragliare un po'. Vergara, a me onestamente è piaciuto, a me piace in fase offensiva, sì, posso comprendere le lacune in fase difensiva, ma a me in fase d'attacco, come attaccante, mi piace molto e ci ha dato tanto dentro. Così come, ritornando ad Elmas, mi è piaciuta poi la sua garra anche nel difendere certi palloni e quello ripaga il suo riacquisto. Il Botka ha fatto il suo e poi tutto il resto, insomma, non mi sembra che sia andato proprio benissimo. Altra cosa che volevo dire, mettere Lukaku è servito soltanto a mettergli un po' di minuti, ormai la partita era andata, quindi questo è. Non credo, sono rassegnato e non credo riusciremo a passare contro il Como, proprio no, perché il Como delle meraviglie, il Como che salverà l'Italia in Europa nell'anno prossimo, ci distruggerà, figurati, poi avremo anche l'Inter dopo, no. E dicono se dovessimo vincere col Como. E poi anche in Champions League direi che abbiamo ben poche speranze contro il Chelsea, ma io sono rassegnato perché so che questo è, purtroppo, ma non possiamo pretendere di più, quindi la prendo con calma e via, pazienza. Molto, molto sereno, Tore. Pure io temo che col Como in Coppa Italia, cioè tu già pensi che sarebbe una notizia che perde con la Fiorentina. La Fiorentina si deve salvare, sta malissimo. Il Como è una società ambiziosa e secondo me puntano ad andare più avanti possibile, hanno un'autostrada. Perché poi l'Inter sono partite tostissime. La Fiorentina è imprevedibile perché può cadere, può rialzarsi. Io la temo più un campionato se dovessi passare per andare in Coppa Italia, perché vale, la situazione della Fiorentina è drammatica, sta proprio in fondo. No, poi come hai detto tu, può essere che tu becchi la partita, meglio ancora se passa la Fiorentina, però vediamo, anche perché vabbè, quelle a febbraio, forse l'11 febbraio recuperiamo qualcuno, che cavolo voglio sperare. Ma non può giocare, ragazzi, può giocare dopo dal turno di prova, deve finire il girone. Ascoltiamo quindi. Ciao Valerio, ciao Cibellini, un vocale improvvisato, 15 secondi massimo. Voglio provare a fare un'analisi tattica. Che ci sta Richard? È entrato Giovane che Conte non ha mai visto in allenamento. Ragazzi, salviamo il salvabile e pensiamo al prossimo allenatore l'anno prossimo. Domanda, questa rosa chi la gestirà e in che modo? Già stiamo all'anno prossimo? Quindi già è andata all'anno prossimo. Guido, Italiano non sta andando bene da quando io ho fatto questo scherzetto che insomma De Laurentiis gli ha dato la mazzata finale Italiano con gli ultimi complimenti
post insomma Quello vittoria è, poi del quello è ancora, Valerio. Io non mi sbilancio mai, sono molto pagato nelle cose. Dopo la sconfitta con il Bologna potete divertirvi pure voi a giocare con i pupazzetti, a fare i saltati in radio. Ho detto si squaglia. Ha fatto 5 punti negli ultimi 30 il Bologna. Cioè negli ultimi segnaliamo 10 partite ha fatto 5 punti il Bologna. segnaliamo di Lorenzo e Scott che consolano quello del Copenaghen dopo il fallaccio sull'Obotka. Ti segnalo con che calma Rabiot per non farlo espellere. Brutti e cattivi e ya. Però almeno sono della stessa nazionalità. Allora, l'anno scorso Kvaratskhelia fu venduto nel mercato di gennaio. A parte le frasi di colleghi, i miei amici di Parigi dicono che sono tutti scontenti o che forse non è il gol scudetto, cioè 2 milioni abbiamo pagato il prestito di Forza, avevano raccontato che era gratuito, poi abbiamo visto il bilancio del Napoli, vabbè, non è andato in fallimento per 2 milioni, però comunque 2 milioni per fare pochi minuti. Non giocò le ultime partite del girone perché tu hai inserito un giocatore, non so se poi inserisci quello per l'infortunato Politano, cioè, come quindi poi ci sono tutta una serie di cavigli come inserimento di giocatore comprato a gennaio. No, il regolamento è chiaro, deve finire se lo può inserire con un giocatore infortunato, però è stato fatto per De Bruyne perché era di lungo corso. Maldini è andato alla Lazio. Se è così, quasi ufficiale, ok, aspettiamo però, quando poi insisto, perché questa voce è girata un pochino anche all'inizio della live, parlavano anche di Chila al Milan, il che secondo me è un acquisto pazzesco, cioè il Milan non prende più gol da mo fino alla fine del campionato se prendono Chila. Maldini alla Lazio, io dico mercato di altre squadre, stanno facendo mercato di altre squadre, però meglio così, perché non lo volevo io, onestamente. Mo se lo sciloppasse Sarri nella zona in cui ci hanno zaccato, non lo so se è quello che gli serve. L'altro Buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Scusate i rumori. Vabbè, stasera secondo me la partita semplicemente ha smascherato l'enorme bluff del Napoli che va avanti da 2 mesi. Bluff lo dico in positivo, questi ragazzi hanno mascherato una situazione di crisi profonda che va avanti veramente da mesi, insieme a Conte che di volta in volta, soprattutto con la Supercoppa, si è arrovellato a trovare soluzioni tattiche a volte anche molto fantasiose, però adesso sono finite le soluzioni, sono finiti gli uomini, quindi sono veramente preoccupato al di là del risultato di stasera e secondo me, non voglio fare l'uccello del malaugurio, essere troppo catastrofico, però sarebbe anche il caso di cominciare a riflettere sull'anno prossimo, con Conte, senza Conte, quale impalcatura nuova potrebbe avere questa squadra, questa rosa. Io gradirei che Conte resti, proprio perché questa crisi è nata, non voglio dire che sia già nata per colpa sua, ma è nata sotto di lui e sarei contento che sia lui a portarci fuori da questa crisi. Ovviamente intendo sempre per quanto riguarda l'anno prossimo, per quest'anno bisogna cercare di fermare questa emorragia e aggrapparsi a questo quarto posto con le unghie e con i denti. L'anno prossimo. Sì, poi c'è da dire una cosa, perché sono gli ultimi infortuni che ci hanno proprio ammazzato, no? Quello di Rachmani, di Politano, quello di Neres, ragazzi, non è colpa di Conte, semmai dovete prendere quelli fallacci che ha subito e pare una zona del campo, una buca, perché non è che poi come Guido, Conte, tira i cassetti di casa, Conte. Che poi gli infortuni del Napoli sono avvenuti molto presto nella stagione. Non puoi manco dire, capito, in questo momento hai tirato la corda fino a gennaio gli hai fatto fare tutto il campionato, la Champions. Vi spiegherei l'infortunio di McTominay oggi, diciamo. Cioè, De Bruyne è avvenuto all'8ª giornata con l'Inter. Io ho sempre questa idea per troppo tempo freddo prima di calciare il rigore, no? Dove tra l'altro lo stavi gestendo. Aspetta che muovo la luce per vedere, apro quanti minuti aveva. Tu pensa che aveva fatto 94, 82, ma hai fatto 72 una partita, quindi gli hai fatto risparmiare una ventina, 73, 44, poi 100 minuti e 37, quindi cominciamo a togliere un falso mito. Le aveva giocate tutte, ma lo stavi facendo uscire. Era proprio la gestione di quello che ha 34 anni. Chi le giocava tutte e non usciva mai, era Anghissà.
Rachman si è fatto male in nazionale prima della terza giornata del Napoli, non possiamo accusare Conte. Poi è tornato, sembrava poter rientrare e si è rifatto male. No, adesso perché stava giocando tutto. Quindi, primo falso mito, De Bruyne si è fatto male, sì, ma si è fatto male all'8ª, non a fine o a metà campionato, molto presto, ci può essere una casualità. Lukaku si è fatto male in estate, ci può stare in allenamento, quindi anche lì non puoi dire che l'hai spremuto, no? Chi adesso si è fatto male e noi lo temevamo era Politano, perché Politano non ha una carriera sempre titolare, e tra l'altro sta giocando in un ruolo più difficile, più dispendioso, più impegnativo, non solo fisicamente. E non voglio fare l'elenco perché quello lo fa lui e quando c'era lui i treni arrivavano puntuali, ma più quello. Quindi è evidente che adesso sono tantissimi, ma io sarei, quanto possono essere gli allenamenti, lo stress, un campionato dove c'è un'aspettativa di alta classifica, anche questa la componente psicologica che ha influito su quella fisica, i campi di allenamento, mille cose. Uno lancia interrogativi e prova a ragionare. Quello che è facile aspettarsi è che quando incominciano ad essere pochi i giocatori, ma non c'è una pausa, ma le partite sono sempre le stesse, a prescindere dalle chiacchiere da bar di colleghi, beh, non puoi aspettare che i giocatori addirittura migliorino, perché la stanchezza, quanto più tu ti impegni e quanto meno persone hai, aumenta. È un fatto proprio, questo è proprio banale, non è questione che vogliamo fare i medici, anzi non ci sostituiamo e non critichiamo i medici. E il Napoli si è trovato, questo è uno degli elementi. In una settimana praticamente, perché poi erano ravvicinate le partite, poco più di 10 giorni, senza 3 centrocampisti. Questo è stato un elemento molto negativo, che tutto un settore, se già fosse stato un difensore, un centrocampista e Lang, secondo me era diverso, era più gestibile, ma quando si infortuna tutto un settore di quella squadra, intanto tu hai finito, cioè lì non posso cambiare nessuno. E influisce su tutto l'organigramma. Questo è un elemento, non dico che è sicuramente questa cosa qui, Valerio, però la possiamo ricordare alle persone, considerarlo tra le svariate ipotesi, anche questa può essere un elemento di riflessione, oppure dobbiamo dire Conte, i suoi metodi sono sbagliati, prima erano giusti, cacciamo Conte. Lo possiamo fare, cacciamo Conte, come abbiamo sempre fatto con tutti gli allenatori, e poi stiamo sempre in questo giorno della marmotta, perché come si fa in Italia? Si conto quella persona e abbiamo risolto i problemi. Poi casomai vedere che la progettazione di un treno è giusta e sbagliata, la forza lavoro nelle ferrovie è sottostimata, servirebbero più persone, i sistemi di sicurezza sono un po' retrogradi, no? Quando succede un incidente, no, ha sbagliato quella persona, tutto il quadro generale non ci interessa. Siccome in questo canale di ridicolo ma di persone serie proviamo almeno a allargare l'orizzonte, io direi ricordiamoci che subito, poi ce ne sono stati altri, però noi 8ª, 9ª e 10ª, tutti e 3 centrocampisti, di cui 2 non per colpa di Conte, perché Girmon è un fatto di predisposizione, poi si è voluto operare, non è affaticamento muscolare. Certo. Come dopo Conte, per me se si può, Simone Inzaghi o De Zerbi, il primo è quello con più esperienza anche nelle coppe, il secondo è un capopopolo che avrebbe gran credibilità nello spogliatoio. No. Più sta andando avanti e più non... Ti dico subito la mia, così ti lascio più tempo a te. Okay. Per De Zerbi no, Simone Inzaghi sì. A te la parola, rapido Guido per una volta. Stavo dicendo la stessa cosa. È un capopopolo per certi ambienti, per certi amici, amicizie che lo portano avanti in un certo modo. Secondo me De Zerbi è molto divisivo invece, è così come è divisivo per chi vuole portare avanti la stupidaggine, giochisti, risultati, che è una stronzata, ma è molto divisivo perché è molto polarizzante, e così come succede fuori dal calcio succede nello spogliatoio. Io sono convinto che all'interno dello spogliatoio arriva De Zerbi e dice: ma chi sta che mi costringe a prendermi dei rischi perché devo seguire per forza il suo diktat così. Qualcuno ci può credere, e se ci credono tutti si va nella stessa direzione. Altri, secondo me, si può creare una spaccatura interna. Non mi convince più per questo che non per i rischi che si prende.
Io te lo voglio spiegare perché lo ripeto sempre su De Zerbi che non è un aspetto umano, professionale, eccetera, né simpatia né antipatia, né che io devo andare contro è quello che lo difende o lo esalta, no, è invece più radicale radicale nel senso non reazionario o conservatore il mio pensiero, nel senso che cerco di andare più in profondità nell'analisi. Perché io rimasi affascinato e per me è stato il miglior allenatore del Napoli Benitez, tra l'altro il cambio culturale, quello che ha cambiato meglio l'ambiente, ha fatto disastri in una serie, poi un giorno ne analizzeremo tutte le qualità, perché ha messo a nudo tutte quelle che sono le situazioni sia di fragilità, di forza che non vengono sfruttate ed è un peccato del nostro ambiente, non solo come calcio, ma proprio l'ambiente Napoli. E lo capì con una grande lucidità. E ci fu un articolo di Caratelli, ci ha capito meglio quest'uomo Napoli di tanti napoletani. E uno di questi elementi è che, e Valerio lo stava dicendo, il fatto del divisivo, che se viene a allenare a Napoli, non so la percentuale, fate conto che è come se fosse un cocktail, poi scegliete voi 30, 30 e 30 in 10. Una parte è quella proprio calcistica, e quindi gioco, spogliatoio, cioè una parte è ambientale. Cioè tu quando sei allenatore del Napoli non sei solo allenatore, il maestro Sarri migliore in campo, con i meccanismi, cioè magari fosse solo quella. E ce l'hanno fatta capire bene, poi Gattuso hanno aperto un muro di bugie, di omertà, poi Spalletti, e questa componente è importante invece, Valerio, esiste, non è complottismo. Poi c'è una componente istituzionale, che è quella che pure dicevi tu, che noi non coltiviamo, perché c'è la presunzione del Vormo del centro dell'universo, e che noi abbiamo perso un treno con Benitez e poi un treno più grosso con Ancelotti. E questa cosa continuiamo a non farla, perché io mi ricordo quanto fu bravo invece Capello, che passò da un ambiente non solo iperprotetto ma iperforte come il Milan del Cavaliere, quando era il Cavaliere, non solo nel pieno delle sue energie ma anche nelle sue infinite possibilità economiche, alla Roma di Sensi, che cambiò radicalmente la percezione. Lui sì, togliamo questa cosa del piagnisteo, il rapporto con gli arbitri, le istituzioni, cioè. Quindi l'allenatore del Napoli deve gestire il campo significa gli allenamenti, gli screditi dei giocatori, la pressione, non hai vinto 2 partite di seguito, eccetera. L'ambiente e delle componenti istituzionali che mancano, perché noi siamo il Napoli, perché il Napoli non sta in Lega, in Consiglio federale, eccetera, eccetera. Non è che lui si deve sostituire, attenzione, non è che viene eletto, però deve incominciare a creare quel percorso. Capello diede delle regole, da questo momento il rapporto con gli arbitri è così, questa è la linea che io adotto, anche con soluzioni difficili, perché lui fu quello che disse: io adesso dirò, non solo che non ci si lamenta in un certo modo, i miei giocatori di continuare a giocare quando succedono certe cose finché l'arbitro non fischia, perché non mi sta piacendo, e sti presi fischi, non antisportivo alla Gasperini, no? Ci sono tante componenti e De Zerbi può avere anche il 100% di qualità calcistica in campo, fa giocare bene la squadra, ma non è l'uomo giusto per gli altri due. Se la società nel frattempo non è cresciuta da poter dire guarda, servono queste componenti all'allenatore, ma ormai a Napoli ne serve 5% e 5%, invece a Napoli ne servono tantissime, si perdono tante energie queste di altre 2 componenti, quindi tu non ne puoi dedicare tutto il 100 al campo. Dice, questa è la mia opinione, e d'altronde noi i risultati li vediamo. Oggi Conte è costretto, un uomo Juve che ha vinto la Champions, una marea di scudetti, è costretto a dire io non parlo, pari se senti le sue interviste, ma lancia la frecciatina perché è un uomo sconfitto, non dalla sconfitta, dal sistema. Guarda che le sue parole sono un segno di resa. Non sto parlando di resa al campionato, vedi il discorso, spero che sia stato chiaro. Sì, sì. Quella componente, cioè la componente comunicativa. Questa è la frecciatina. Ok. Si vede che dobbiamo pagare qualcosa che non dovevamo fare. Sì, ma ha detto anche altre cose. Ma Guido, questa è la frase, questa è quando noi vincemmo con l'Inter e tu dicesti cambio perso scudetto. Assolutamente. Cioè, perché... Sicuro. Lui non è stato difeso, cioè, ho l'esperienza per non prendermi per i fondelli, era proprio palese. E come lui è stato... Beh, quel discorso però è molto sofisticato, forse il più sofisticato discorso che ho fatto da quando sto con voi.
e se non sono stato chiaro sarà colpa mia e qualcuno non avrà capito solo per colpa mia. Quando io valuto un allenatore per il Napoli non valuto solo l'aspetto chiaramente quello che dovrebbe essere l'unico, il più importante, no? Se un allenatore è bravo, perché il Napoli ha delle deficienze e continua a averle. Io oggi l'ho sentito 2 volte la conferenza di intervista, ha detto vedi Conte è abdicato, non parlo del campionato, perché sa che quel tipo di comunicazione ormai lui ha perso. E da solo non può vincere ed è stato lasciato da solo e Benitez lo disse quando una conferenza disse perché vedete il migliore perché fu di rottura, io devo capire se c'è qualcuno nella società che sta con me. Sarri lo disse la stessa cosa e disse anche una cosa in più nel primo anno, è l'anno dove noi dovevamo vincere. Lui disse, e fu onesto, uno dei rari momenti, disse devo capire se sono cambiati, visto che è cambiata la classifica, gli obiettivi della società o visto che era cambiata la classifica o di meno. Noi negli anni un certo tipo di comunicazione, di segnali, di cose che vanno, non vanno, le abbiamo avute con chiarezza, come di Gattuso certe cose. Chi non le vuole ascoltare perché è più importante il like messo per sbaglio, sono fatti loro, io non li giudico e non faccio come in altri canali, andatemene, cosa, noi siamo di sinistra, però andatemene. Però noi guardate che i segnali ce li danno, io a volte mi stupisco, ragazzi, è tutto chiaro, te le stanno dicendo le cose, perché non lo capisci? Te l'ha detto. Io infatti mi stupisco più per persone che non riescono a capire, perché ho detto, oh, non è difficile, te l'hanno detto 4 persone diverse, quindi cavolo, tutte la stessa cosa e non lo capisci. Quindi e Inzaghi un po' di spalle grosse ce l'ha, poi ha avuto l'otito, ma non viene, sta facendo bene là, l'hanno riempito con una barca di soldi e lo sappiamo che il prossimo è il maestro italiano, facciamoci il segno della croce. Che pure che invece gli mancano proprio gli altri 2 componenti e in questo momento gli manca anche che quando deve fare, cioè lui ha battuto il Napoli, campione d'Italia, l'hanno esaltato, non dico che deve vincere in Champions League, però quella consapevolezza ci poteva essere una partita che ti dà autostima. Vengo io qua, ho detto si squaglia ragazzi, non si fosse squagliato e non è perché gli mando sfortuna, e io avevo detto, sta facendo un salto di qualità caratteriale, e io avevo detto, ragazzi, ho sbagliato perché pensavo che si sarebbe squagliato, invece non si è squagliato, e invece si è squagliato. Il dottor Varone non molla. Io mi sono reso conto che siamo a 2 ore e 51. Ma è la Juve. Che è una lo so, ma ho una moglie. Sì. Ascoltiamo Non lo dire a me. Notte inoltrata, vabbè. Ultimo vocale e poi chiedo scusa a tutti gli altri, devo assolutamente andare a spalare la neve. Vale, voglio provare a fare un vocale descrittivo in pochissimi secondi. È iniziato un progetto di 8 anni. Nell'azienda solitamente si sviluppa uno quinquennale, questo è il secondo anno, iniziato con un passo falso, anche se una coppa comunque è stata vinta. Le aspettative non dovevano essere alte per quest'annata, ma bisogna vedere in prospettiva. Tra 4 anni, se ci sarà il centro sportivo e lo stadio di proprietà, elementi che dispongono le basi per una società calcistica che vuole diventare grande. Domanda: chi erediterà il Napoli? Chi sarà in grado? O De Laurentiis sta cercando di far acquisire valore alla società per rivenderla? A chi? Sta di fatto che bisogna concentrarsi sul futuro e i calciatori del futuro li abbiamo. Ci vuole un Klopp non per 2 anni, non 3, ma 5, 10. Secondo me dobbiamo vederla in quest'ottica. Allora, grazie. Però i calciatori del futuro li abbiamo, chi so? Cioè, veramente... mi sa che no, non torna. veramente chiedo perché... Con Conte non torna più Marianucci. Con Conte ha finito, se è vero quello che dicono in giro. Giustamente, perché poi allora il resto delle domande sono legittime e aprirebbero a un'altra no, è vero quello che dice l'amico di 4 ore. No, perché diamo soddisfazione al vocale, no, certo. Serve, diciamo un crop, però per quella tipologia che poi la viene come prima la classe borghese era quella trainante di qualunque società, adesso quando dicono borghese sembra il peggiore insulto di questo mondo, no? Quell'allenatore aziendalista sembra uno che signore, invece è uno che valorizza e fa crescere un'azienda, è come abbiamo cambiato un'altra frase l'aziendalista. Sì, perché lo intendono come quello che si mette a tappetino. L'aziendalista era Benitez che dice io rimango, fatevi venire un business plan perché così
uno può programmare. E 2013 Benitez, 2026 la prima pietra. Vedete quanto tempo ci ha messo, apro e chiudo parentesi, perché il Como per adempiere quella che è la burocrazia dello stadio non è immediata, poi sta in Italia, e sicuramente non l'ha fatta la proprietà, non ha fatto questo percorso insultando costantemente le istituzioni, mandando colleghi in radio a insultare le istituzioni imbecilli e assessori, dicendo che lo stadio è un cesso, anzi ha valorizzato uno stadio che ha molte limitazioni, riempiendolo di star, che altri colleghi prendono per il culo Fabregas, che è un fighetto, poi vince 6-0. Cioè il rapporto con le istituzioni è importante ed è lungo, perché poi sono tante, la soprintendenza può fare un'obiezione che gli altri non hanno fatto, però adesso hanno dato il via libera l'8 gennaio per lo stadio, ma non è stato immediato. Io questo ho cercato di insegnarvi. No, io quando dissi, non dico che non posso dire che non lo farà De Laurentiis, ma ero certo che il 1° settembre non lo farà la prima pietra, perché non c'è il tempo burocratico per fare le cose in Italia, no? Quindi aziendalista per rispondere locale sì, però voglio vedere anche una comunicazione che diventa un po' più raffinata e non si nasconde quando ci sono i problemi. Cioè, voglio vedere anche una programmazione delle strutture, uno può anche dire da qui a 10 anni ci voglio là, perché calcolo 8 anni, può essere un anno che non vado in cielo, però tu vedi in 10 anni c'è un orizzonte. Noi abbiamo solo chiacchiere e chiudo. Io questa storia, questa favola non la della vendere, vuole vendere, non vuole vendere, poi vende quello, eccetera. Poi ne parliamo della un certo tipo di personaggio, ma poi ne parliamo con calma, perché sennò la moglie di Santa Donna, di Valerio, che già mi odia, e per questa la mia stima, perché pure io alla Groucho Marx non farei mai parte di un club che ha con i suoi soci una persona come me, mi odierebbe ancora di più. Quindi, però sono tutte osservazioni giuste, intelligenti, e quindi non ci stiamo sottraendo, che però merito, io già sono lungo di solito, approfondimento e non lo slogan. Aspettate il 3 febbraio. Ci sono 2 strade il 3 febbraio, 3 e il 4, ve lo anticipo. Una, non succede niente, perché è tosta la cosa. 2, Valerio mi contatta, parliamo in privato e dice: tu sei un pazzo. Manco se lo dividiamo al direttore sportivo, perché la mole di dati, di analisi è talmente elevata che una puntata verrebbe di ore, spezzettata è lunga, e dice: vabbè Guido, abbiamo scherzato. Però, ve l'anticipo, se entrambi vogliamo fare questa cosa di cose lunghissime, noi ci possiamo divertire a sviscerare tutta una serie di cose con numeri, raffronti, eccetera, eccetera, partendo dal famoso mercato, e ci facciamo le idee un po' più chiare. Probabilmente non succederà, perché non avremo il tempo, perché sarebbero tante cose lunghe, ma se dovesse succedere potrebbe essere anche quella l'occasione per rispondere in ritardo ad alcuni interrogativi che voi avete posto in queste settimane. Posso dire un'ultima cosa, Valerio? Sì. Per rasserenare il clima. È dure, sconfitte fanno male con la Juve, eccetera, ma io oggi sorridevo a questa sconfitta, perché pensavo a te che mi odi. Voi non lo sapete, ma Valerio mi odia e mi censura, tant'è vero che io non posso più dire la Juve 1.0, la Juve 2.0, la Juve -1, eccetera. La gente si confondeva e pensavo: ma quanto c'avevo ragione e quanto mi odia Valerio. Ecco, la Juve 1.0, che non c'è più solo una Juve, oggi si accontenta di festeggiare per una vittoria. Prima alzava trofei. Come è cambiato il calcio in Italia? Detto, quindi li vogliamo ancora più bene, qualcosa è cambiato. Si sono napolizzati non solo perché cantano vita o vita mia, perché la loro soddisfazione adesso è battere il Napoli, non vincere i trofei. Buonanotte a tutti. Come faccio a ribattere a queste cose? Guagliù, praticamente, cioè, siamo arrivati a 3 ore, tanto che era ritmatico tutto il sistema, interessante e oltre. Chi ha avuto la pazienza di ascoltare e di interagire, perché solamente interagendo esce così bello, e non mi sono reso conto nemmeno del tempo che passava dopo un 3-0 con la Juve. Quindi credo che noi abbiamo vinto.
ringrazio Carlo, riprende il mantra siamo fragili mentalmente, che è una cosa che chi è nuovo non sa, ma che si può recuperare su Spotify, se erano altri tempi. Non vorrò fare un'altra canzone, perché quando non faccio canzoni vuol dire che le cose migliorano e vanno bene. Quando comincio a fare le canzoni è malacqua. Amici belli alla ribalta, Oriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sei poco. Allora, questo per esempio non ci arrivavo nemmeno io a questo spunto. Il nuovo sponsor sulla mano ha portato 16. Poverini, insomma, sicuramente avranno portato una cosa esord, poi non lo so.